Amici bellini, me lo mettete un like preventivo perché mamma mia, vabbè. Buonasera a tutti, non so quanti ne siete, se ci siamo, se non ci siamo. Saluto i miei moderatori che hanno sicuramente fatto un lavoro straordinario. Oggi è dura per tutti, perché ovviamente Gattuso out, eccetera eccetera. Gattuso ha esaurito i bonus, di chi lo difendeva, me compreso, perché io ho fatto un discorso molto onesto e coerente nelle sconfitte che diventano 6, quindi lì cominciamo a parlare di cose che sono troppo gravi, perché le famose proiezioni, no, che qualcuno fa, 12 sconfitte, non arrivi penso in Europa League, e quindi siamo di nuovo agli spettri di Ancelotti, purtroppo siamo lì settimi, non può esserci, e ringrazio immediatamente, ovviamente non potevo non aspettarmelo, l'amico Renato. Guarda, non ci voleva nemmeno Mertens, Renato, ci voleva che compariva Zaccagni lì. Doveva comparire Zaccagni, che chissà se l'anno prossimo veramente è del Napoli o meno. Ma vanno tutti sulla graticola oggi, vanno proprio tutti. Ci vanno tutti sulla graticola, perché non ci va solamente Gattuso, ci vanno i giocatori. Uè, Renato, fermati, tu vai a doppio. Vai a doppio, amico mio, grazie, questo è perché mi vuoi bene e sai che sto male. Sulla graticola ci vanno tutti, perché ci va Gattuso, sì, ci vanno i giocatori, sì, ci va la dirigenza Renato. Oh mamma mia, grazie amico mio. Tripletta addirittura. Tripletta, forse uno per ogni gol che ci avete fatto, ovviamente. Ci va la dirigenza, perché comunque se non avete visto la reaction, fatevi un giro sulla reaction, perché io dico una cosa molto seria e molto importante, perché mi dispiace, ma se i giocatori più forti, più rappresentativi vanno in difficoltà, ok, no? Io insisto sul fatto che il Napoli è Insigne dipendente, perché se Insigne sta bene il Napoli gioca, giochiamo, eccetera eccetera, ma quando Insigne sta in queste condizioni, il Napoli il pallone a Lozano ce lo fa arrivare una volta per sbaglio, ma quello siamo in grado di fare, non siamo in grado di fare altro in questo momento, perché sì, Petagna si giostra. Trap Kiru, grazie amico mio, anche a te, grazie mille. Ma io il discorso che faccio purtroppo deve riguardare anche la dirigenza, perché io se mi devo vedere Yusai a sinistra, che è evidentemente un uomo in meno, perché a un certo punto stanno tutto intruppati là e ti serve pure uno che mette un cross, no? E se la palla arriva a Yusai è finita l'azione. Quindi Mario Rui sì, ogni tanto, ma mica tutte. Se Thuram non si riprende, anche la dirigenza va evidentemente sulla graticola, perché siete come al solito stati troppo ottimisti che qualcosa si poteva fare. Non si può fare. Yusai a sinistra è adattato, non si può fare. Se io non vedo Thuram in campo, vuol dire che Thuram non è in grado di giocare a pallone. Se Thuram non è in grado di giocare a pallone, lo dovevi sostituire. E questa è una delle prime cose. Dopodiché, ovviamente, noi riusciamo pure a sbloccarlo. Voi vi rendete conto che è un'intuizione di Dem? Io salvo solo Dem e Lozano, non posso salvare altri, perché la difesa malissimo, tutti malissimo. Dem, finché è rimasto in campo, per me era comunque il più propositivo, non solo a fare da schermo, ma anche a giocare verticale, perché vi sto dicendo da 15 giorni che dobbiamo giocare verticale.
anche su Petagna e qualche cosa si è visto, qualche lancio su Petagna, ma io devo capire perché gioca Meretti in una partita dove tu affronti il Verona, che è la squadra che fa più pressing in Serie A, è la squadra che subisce meno gol insieme a noi. Adesso ci hanno superato perché hanno pigliato 3 gol Roverone, quindi nemmeno più la migliore difesa che fino a mo' avevamo, e abbiamo creato pochissimo. Il creare pochissimo a me mi sconvolge, con il potenziale che abbiamo in avanti mi sconvolge. Quindi anche Gattuso completamente in confusione, non ci ha capito niente. Secondo me sbagliata la formazione iniziale in primis, in secondis ad un certo punto i cambi capisco, mettere minuti su Osimhen perché magari con Osimhen ok, Mertens che comunque anche lui protagonista in negativo di questa partita perché lancia il 3-1 malissimo, anche Mertens malissimo, Politano un pochino più in forma diciamo, ma poi quell'ingresso di Elmas e Bobotta ad un certo punto non significa niente, tu lasci Bakayoko in campo, se vuoi un pochino più di fosforo lo devi mettere subito a Bobotta, lascia Demme e Zielinski e va bene, ma ok Zielinski basta, non ne ha più, metti Bobotta, metti Elmas, ma mi lasci Bakayoko in campo per tutto. È complicato perché lo sapevamo e lo sapeva anche Gattuso che questa partita era importantissima ed era da vincere senza se e senza ma, e l'abbiamo persa di brutto sul campo, perché il gol noi lo facciamo, ma è un'intuizione casuale di Demme, dopodiché il Verona si è messo a fare la partita che sanno fare e noi non siamo stati in grado né di fare il piano B, che era quello là di una palla alta che io ho richiesto e qualche volta l'abbiamo anche fatto, ma le seconde palle, se tu non hai le palle, le prime palle, almeno devi prendere le seconde palle, se non prendi le seconde palle è inutile. Tamake, quello là, le prendeva tutte lui, e Bakayoko niente, non c'era proprio niente. Allora noi ci calmiamo un attimo, io mi calmo un attimo perché sto distruttissimo, veramente distruttissimo. Questa squadra noi ci svegliamo, io mi sveglio presto al mattino per vedere questa squadra, non ci siamo, e vi faccio sfogare a voi che lo meritate, a uno alla volta. Allora, li prendo a caso, ragazzi, cercherò di prendervi tutti, lo sapete, siete 250, fate arrivare i like, che così dopo il like prendo meglio i messaggi. Questa è una strozzata. Non abbiamo gioco, Massimo Matriciano. Bevi, sì, mo bevo, hai ragione, Falco, hai ragione. Flavio Benevento doveva mettere Mertens per Bakayoko, abbassare Zielinski e Mertens trequartista, ma a un certo punto l'ha fatto, però l'ha fatto togliendo Demme. Attenzione, Mana TV, tiro al volo Demme, solo applausi. Vedi, perché lui sottolinea giustamente l'unico che merita la nostra, perché io nella canzone Fragili mentalmente io dico Diego Demme aiutaci tu, non è un caso, io ho fatto una canzone che pensavo per farci 2 risate, ma io lì sto identificando i problemi della squadra, ma problemi proprio grossi, una roba incredibile. Gattuso ha detto che è mancato il veleno, cosa ne pensi? Non ho sentito la cosa, quindi se ha detto ancora il veleno, cioè ci hai rotto il cazzo, basta con sto veleno. Non è mancato il veleno, è mancato anche tatticamente, e tecnicamente il Napoli, il veleno, basta, perché poi non è che questa volta hai creato quelle 10 palle gol e ti manca quel veleno finale che non la metti dentro perché ti senti Brad Pitt, tutti questi discorsi che fa lui. Non è mancato quello, è mancato proprio l'arrivare puliti al tiro, è arrivato assolutamente puliti, non siamo arrivati mai puliti, e poi è mancata l'annusare il pericolo, perché indietro invece ci sono entrati come il burro. Napoli senza grinta, Isabella. Oggi Baca ha fatto caca, assolutamente sì, Francesco, è stato inguardabile per me, uno dei peggiori, perché non
non hai verticalizzato, non è nemmeno fatto da schermo. I centrocampisti del Verona ne sono usciti sempre vincitori. Nota, nonostante tutto siamo a 3 punti dalla terza con una partita in meno. Luigi, io ti ringrazio perché poi i numeri sono importanti, i numeri dicono che abbiamo perso 6 partite, le altre sono indietro perché ne hanno pareggiate tante. Questo significa che è un campionato complicato dove lo scudetto si vincerà a un punteggio più basso e chissà la Champions sarà un macello. Però quello che ti dico io è che quella partita in meno considerala già persa, perché questo Napoli, a meno di miracoli, non è in grado di andare a Torino e fare una cosa. Poi non lo so quando si ripeterà, ma non siamo in grado assolutamente. Gattuso è perfettamente un granchio, un passo avanti, 2 indietro. Difensivamente veramente poca roba. Domenico Guida. Manu Player, Bakayoko non sapeva di essere in campo, il nuovo programma di Real Time. Grazie, se avete battute di questo tipo, di meme, cose che mi fate risentire un attimo più, mi fate fare anche una risata a me, quello dovrebbe essere compito mio oggi, vediamo se ci riesco. Se mettesse la cartarella a mano a tutto quanto, Aitan, non hai torto, perché certe cose veramente oggi sono inguardabili, veramente inguardabili. Orribili, Insigne troppo nervoso, Bakayoko assente insieme a Maksimovic, testa alla prossima, si salvano in questa strage la continuità al gol di Lozano, vero? Dem e il rientro di Victor. Grazie Andrea, questo è un ottimo spunto per sentirmi un attimo più così, ma è il momento di lanciare uno spot. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Non c'è male. Si sentiva tutto, che è importante, perché io queste cose le provo all'improvviso. Mi serve per bere e per rilassarmi un attimo. Ragazzi, mi lasciate un like a me? Io vi chiedo, siete 330, io lo so, siete tutti qui per sfogare e cercherò di prendervi a uno, ve lo prometto, cercando di combattere contro la connessione. Se mi lasciate un like in questo momento, che lo so che state tutti belli depressi, così, magari senza occhiali, state là così col telefono, ma voglio sentire proprio a Kiss che dice, Gattuso, eccetera. Lo so benissimo, ma voi siete qui per sfogare, lasciate un like per il buon cuore che voi avete e che questa squadra non si merita. Il Napoli non se lo merita, io sì, perché io dopo questa sconfitta me ne volevo andare a dormire, ma sto qua perché voi dovete sfogare e dovete assolutamente. Si sentiva tutto benissimo, un bacio Angela, grazie. Giacomo Roseto, io devo smettere di seguire il calcio, domani torno a scuola e questo è un ottimo punto di partenza per iniziare la nuova settimana. Mamma mia, non ti biasimo e non ti invidio, amico mio. Grazie Francesco. Fabrizio Zamprotto, voglio a sta squadra, mancano i mediani e i terzini, ruoli che non sono completi da anni, prima si risolvono questi ruoli, prima si punta ad obiettivi importanti. Grazie Fabrizio, che tu la cerchi di vedere sempre tatticamente ed è importante. Il rientro di Victor, ma perché ha fatto il grande campione e perché non si dica che non gioca da 3 mesi, correva alla grande sul tapirulan. Vabbè Andy, ma tu ti aspettavi che Osimhen rientrava dall'infortunio e segnava 4 gol? Non ho capito. Da solo in una squadra che non gioca, che non lo serve. Se tu ti aspettavi questo, vabbè, ma io mi ricordo che tu già lo dicevi quando giocava bene, che Osimhen che era scarso e quindi oramai devi portare avanti questa tua cosa, vabbè. Adesso voglio una reazione di mentalità contro lo Spezia e il Parma. Francesco, ma non ci aspettavamo una reazione di mentalità dopo la Supercoppa? Io questo che ho la paura mia è che questi giocatori non sono in grado, non ce l'hanno. Pasquale, troppa confusione, del caso di considerare seriamente se è il caso di rinnovare Gattuso, quando è in confusione butta dentro tutti gli attaccanti abbandonando ogni idea tattica. Sono d'accordo Pasquale, anche questi cambi sono come si dice,
schizofrenici, sperando nella giocata di qualcuno, e ti ripeto, sta assomigliando pericolosamente ad Ancelotti. Tutta la situazione somiglia pericolosamente alla situazione di Ancelotti, che è stato difeso finché era difendibile, finché comunque si vedevano barlumi di cose buone, ma io adesso, anche con l'alternanza dei portieri, con il fatto di non vedere uno spartito ben preciso che non sia quello del lancio su Lozano, io non so se Gattuso è in grado sul lungo. Lo vorrei vedere sul lungo, quando uno gioca, si può preparare le partite, ma il Napoli non può permettersi di aspettare oltre, perché se non andiamo in Europa di nuovo ma sperare volta che vinciamo la Coppa Italia, e così diventa complicata, diventa complicata. Ferrari, centrocampo che si fa saltare come birilli e non è in grado di pressare. Sì, che palle, ora basta. Tu dici Gattuso out, io sto andando verso il sì. Leggimi Valerio per favore, ti ho letto Achille. No, io non dico Gattuso out adesso, perché Gattuso out adesso significa che chiunque viene fa come Gattuso l'anno scorso. Pareggiamo qualche partita, ne perdiamo un paio, ci dobbiamo riorganizzare, poi magari c'è una reazione per la cosa nuova, poi si ricomincia da capo, tutto il mercato fatto. Per me Gattuso out adesso no, bisogna continuare la stagione e sperare che un po' di orgoglio in questi giocatori, qualche idea buona, un paio di partite che le vinci anche a mazzo ti danno un po' di forza mentale, perché ragazzi, non ve lo voglio dire più, sono fragili mentalmente, perché questi sono gli stessi giocatori in grado di segnare 6 gol alla Fiorentina, di segnare 6 gol alla Genoa, di segnare 4 gol alla Roma, 4 gol all'Atalanta, 4 gol al Crotone, sono gli stessi. E c'era Fabian, adesso non c'è manco Fabian, non abbiamo nemmeno più la scusa di Fabian, che dire Fabian non è il male del Napoli, non è questo, sono gli stessi giocatori, quindi vuol dire che loro, è anche lo stesso allenatore, quindi vuol dire che loro vanno a mazzo. Ogni tanto sono bravi, ogni tanto no. La testa muove le gambe. Se la testa non ci sta, hai paura, il passaggio ti viene male, cerchi di fare la verticalità chiesta oggi da Gattuso e chiesta da me, non la fai, torni indietro perché hai paura di perdere palla, torni indietro contro il Verona che ti pressa bene, prendi gol. È automatico, è matematico. Se così non se non si vede questa cosa qua, non so come spiegarvela, non so proprio come spiegarvela. Vale, il problema è che i giocatori non sanno cosa fare. Mi ha dato anche a me questa impressione che a un certo punto c'era che facciamo? Ce la passiamo tra di noi, qualcuno si muove in avanti, e anche i movimenti senza palla che sono mancati, e le seconde palle, ragazzi, le seconde palle. Verona gioca, penso e credo, il calcio più bello d'Italia. Per il Napoli lasciamo stare, oggi grande colpa di Gattuso, non puoi giocare con certi giocatori con una squadra fisica che pressa così tanto. Io non posso capire la scelta di Meret, li stai alternando e poi con quelli che pressano di più non metti Ospina, non lo posso accettare, non lo posso capire. Hanno il carattere di ragazzini, se le cose vanno bene 20 gol, alla prima difficoltà si sgonfiano completamente. Daniele, ma esatto, ma è mai possibile che tu sei andato pure in vantaggio e poi ti squagli? Cioè non c'era nemmeno la prima difficoltà, sei partito con un bonus, potevi giocare con la tranquillità dell'1-0, invece siamo stati capaci. Dov'era Di Lorenzo sul primo gol? Dov'era? Me lo chiedo. A questa squadra secondo me mancano dei leader a centrocampo che consentono un fraseggio più veloce e dinamico verso i trequartisti. Gente come Alan e Hamsik non sono più stati rimpiazzati, sono stati rimpiazzati da Demme e Zielinski, amico mio, però non funzionano. Come ripeto ad ogni partita del Napoli, Gattuso era un traghettatore e doveva restarlo e non un progetto su cui costruire. Gattuso out, fate venire i brividi, almeno uno tra Allegri, Sarri, Juric, Spalletti e De Zerbi. Allegri ha bisogno dei campioni, Sarri ha bisogno dei giocatori molto specifici per fare quella cosa là, Juric lo devi far lavorare, Spalletti non lo so, De Zerbi lo devi far lavorare. Vanno tutti bene, ragazzi, vanno tutti bene. È chiaro che adesso Gattuso out, era Gattuso out anche quando eravamo terzi in classifica, figurati se non lo è adesso, è chiarissimo, è chiarissimissimo.
ma bisogna farli lavorare poi questi qua che gli hai detto tu, perché non è che arriva Allegri e improvvisamente questi giocatori diventano freddi sotto porta e attenti in difesa, non lo so. Giorgio Reale, io credo che Gattuso dovrebbe cambiare modulo, se gioca con il 4-3-3 secondo me potrebbe andare bene, il 4-2-3-1 richiede troppa attenzione sia a livello difensivo che offensivo. Giorgio, no, secondo te il 4-3-3 non richiede attenzione a livello difensivo che offensivo? Secondo te il 4-3-3 lo giochiamo così allegramente? Con il 4-3-3 ricordiamoci che era un palleggio continuo, sterile e non si entrava mai in porta. Questo era il 4-3-3 di Gattuso, poi c'è il 4-3-3 di Sarri che è diverso, il palleggio veloce fatto a memoria, poi c'è il 4-3-3 di Klopp che è diverso, è fatto di lancio verticale e seconde palle aggredite subito. Il 4-3-3 di Gattuso non funzionava. Ricordiamoci le cose per favore, perché non funzionava, e per questo siamo passati al 4-2-3-1 che funzionava quando tutte le cose andavano bene, dopodiché siamo venuti meno anche con questo modulo. Quindi io credo che il modulo non c'entri molto, penso che sulla testa dei giocatori bisogna lavorarci e poi anche studiare delle soluzioni alternative quando la squadra avversaria merita, perché la squadra avversaria merita, ricordiamoci che ci sono gli avversari, e quando la squadra avversaria merita, tu allenatore devi essere in grado di chiedere qualche altra cosa senza gridare, tecnicamente, tatticamente, senza gridare, senza veleno, senza niente. Ti devi inventare un altro fatto, 3-5-2 per esempio, allarghi sugli esterni perché centralmente non ci entri, palla lunga su Llorente e Petagna tutte e due insieme, qualche cosa di diverso, altrimenti non esci più, ce la passiamo tra di noi, i giocatori si mettono paura perché non si prendono responsabilità. Nessuno tirava in porta, vi siete resi conto che nessuno tirava in porta, anche per tirare, per prendere una deviazione, nessuno ha tirato in porta, la palla a un certo punto arrivava agli Usai, rendiamoci conto. Vincenzo Ferraro, purtroppo sono stati trattenuti i giocatori che dovevano essere venduti, i vari Koulibaly, Ruiz, Mertens, e automaticamente sono stati fatti acquisti sbagliati. Matteo, Vale, sono arrivato ora, cosa ne pensi? Matteo, cosa ne pensi? Lo sentirai cosa ne pensi, è chiaro. Troppo veleno ci sta uccidendo. ma serio, troppo veleno, a Sandisto fatto veleno. Sassuolo in vantaggio, vabbè, io poi qua la classifica veramente non la sto guardando perché se ci supero pure la Lazio, Sassuolo è la fine dei giochi. Alessandro Marra, ma dico io, se la sblocchi non ti puoi mettere sotto palla e vai di partenza? Sì, Alessandro, sì, anche perché il Verona gioca così, ti potevi anche mettere un po' più di attesa, assolutamente, non scherziamo proprio. Zielinski secondo me non ha per niente sostituito Hamsik, soprattutto sull'aspetto mentale. Cosa me ne faccio di uno che fa tunnel e poi scompare per 70 minuti nella stessa partita? Tecnicamente ha sostituito Hamsik, ma è ovvio che Hamsik era il capitano, era un altro fatto, però non ti dimenticare anche tu le volte in cui Hamsik spariva per giornate, non per minuti, perché non ci dimentichiamo Hamsik quello che ha fatto per noi e quello che non ha fatto. Ragazzi, memoria lunga, non mi fate attaccare il passato, io devo guardare in avanti. Hamsik, quello là, non diventa mai campione, non fa mai il passo, il salto di qualità, faceva sempre 10 gol, eccetera, eccetera, ad un certo punto spariva dal gioco. Non dimentichiamo le cose, vi prego. E non è una difesa per Zielinski è forte con i suoi limiti anche lui, non è Hamsik, per me Hamsik è superiore, non ci dimentichiamo le scomparse anche all'epoca. Valerio, per favore metti Siamo fragili mentalmente, che descrive perfettamente questa partita, amico mio, lo sai dove trovarla, io devo aspettare che venga pubblicata su Spotify, su Apple Music, non la voglio mettere in questo momento perché in questo momento devo dare spazio a chi si deve sfogare e lo capisco. Ed è così, questo è il momento vostro, ragazzi, più che mio, perché io vi ho spiegato le cose che ho visto, poi la soluzione non ce l'ho, altrimenti ero allenatore di Serie A. Mi manca Sarri, Gattuso ti voglio tanto bene, ma così non vinciamo. Godo, forza Juve. È giusto, tu devi godere per le sconfitte degli altri, mica per le vittorie della tua squadra, e ci sta anche questo. Gattuso out, Sarri subito. Hamsik ha fatto 4-5 stagioni di livello altissimo, Zielinski ne ha di strada da fare, comunque siamo scarsi. Valerio Arossa,
Scattano i messaggi. Valerio, io non riesco più a vedere sta squadra. Gattuso così come da giocatore, ignorante da allenatore. Smettiamola di difenderlo e speriamo faccia pochi danni fino a stagione. Meret coi piedi 2. Ma infatti io non sto difendendo Gattuso, io gli sto dicendo le cose che non mi piacciono, gliele sto dicendo tutte quante. Non c'è niente da fare. Ripeto la mia posizione, che Gattuso out non ci necessariamente migliora, perché dipende da chi viene. Se viene uno come dite voi, Juric, De Zerbi eccetera eccetera, o lo stesso Sarri, bisogna lavorare su degli automatismi che questi giocatori non hanno, e quindi se viene uno magari di nome, i giocatori magari fanno la cosa, non lo so, magari viene Allegri, gli dai 40 milioni all'anno e si risolve tutto, oppure continuiamo ad andare avanti così, come quando è venuto Gattuso. Amore mio, amico mio bellissimo, non bellino, tu sei bellissimo, perché sai che sto male e cerchi di risollevarmi il morale. Comunque vedo che c'è Gigi Story da qualche parte che mi conferma che la dirigenza ha confermato Gattuso, quindi voi potete anche continuare a scrivere Gattuso out, perché la vostra opinione va rispettata, però non credo che la vedano così. Io vorrei Benitez, tra l'altro Benitez che si è, come si dice, si è tolto dalla squadra, si è dimesso per motivi di Covid, avevo letto, e quindi è attualmente disponibile. Se ne parlava per la Roma, visto che anche loro hanno queste difficoltà di spogliatoio con Fonseca, un macello anche lì. Soffriamo l'uomo in meno a centrocampo, Dem e Bakayoko non possono fare miracoli, ogni contropiede è un'azione da gol. Credo Benitez sia una buona scelta fino a fine anno, stesso modulo ma con idee ben chiare. Enzo, io penso che pure tu Benitez ti hai scordato il Napoli di Benitez, che era un po' alla vena di certi giocatori. Poi tutte le situazioni sono diverse, ma insomma, eccolo Gigi Story, il veleno non si compra al supermercato. Ma che frase è? Ma stiamo scherzando? Vabbè, nel senso, quando si dice così vuol dire che il veleno non lo puoi mettere nei giocatori che non ce l'hanno, lo devi comprare i giocatori che hanno già il veleno, perché il veleno non lo puoi instaurare in queste cose. Ma io mi sono scocciato di sentire il veleno. Oggi non è partita di parlare di veleno, oggi non è che hai creato e ti è mancato quel veleno sotto porta, ti è mancato che non hai saputo fare le marcature preventive sui loro contropiedi e non hai creato niente, perché nel primo tempo eravamo stati un po' più verticali, avevamo creato qualcosa, ma io mi ricordo una parata di Silvestri sinceramente sul tiro di Demme, che era un fallo laterale, Petagna che mantiene bene la cosa, arriva Demme in corsa, basta, non mi ricordo altre cose. Poi ditemi voi se mi dimentico qualcosa io di altre occasioni importanti da gol, non me le ricordo. Allora vuol dire che tu non sei stato in grado di creare pericoli a questo Verona, allora tu devi capire. Sono d'accordo con chi l'aveva detto prima, se ti rendi conto che non sei in grado di creare pericoli, chiuditi indietro e fai le partite che avevi fatto in Coppa Italia. Però chiuditi e fai le partite che hai fatto con la Coppa Italia e quello che abbiamo fatto contro la Juventus, troppo remissivi, mancanza di coraggio, e abbiamo perso stesso. Quindi chiudersi in difesa e aspettare il Verona anche poteva non funzionare. Ragazzi, il calcio è così. Credetemi, non c'è una soluzione che tu dici dovevi fare questa e sicuramente vincevi. È un po' più complicata di così. Manca la testa, lo so Antonio, questa è proprio la cosa più... manca il veleno, il è venuto a piovere, esatto. Un gioco organizzato male sia sul palleggio che sul pressing, giochiamo solo in profondità, vedi, la mentalità la perdi a fare un gioco che non è efficace, organizzati e gestiti male. Vedi Antonello, questo è ancora il contrario, cioè tu dici giochiamo solo in profondità come se fosse un problema, quando invece, Giuseppe Argento, l'unica cosa che il Napoli può fare adesso è giocare in profondità, perché il palleggio, quando abbiamo provato a farlo, si hanno pigliato il pallone e ci sono venuti in porta. Capisci che tutte le cose sono giuste e sono tutte anche sbagliate?
bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se Gattuso si fa una camminata a Pompei. E su questo io, Giuseppe, mi inchino, faccio applausi perché è una cosa straordinaria, l'ironia dei napoletani, la bellezza. Io devo per forza lanciare uno spot, e dite questa cosa qua invece di Fabio. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Va bene, la chiudiamo corta. Io vorrei Allegri, posso sognare, amico mio. Io credo che prenda una barca di soldi, anche se a De Laurentiis piace, non credo che Allegri venga in corsa senza sapere il progetto, senza sapere eccetera eccetera. La Lazio ha pareggiato, speriamo che pareggiano. Quando giocavo in una squadra parrocchiale di un paese vicino Roma avevamo la stessa mentalità loro, ma a differenza loro noi giocavamo senza i nomi scritti dietro la maglia e non venivamo pagati. Giacomo Roseto, sì, veramente, e questo anche racchiude veramente quello che sta succedendo insieme a una banda di musica, perché oggi si è vista la banda di musica, che poi è un'immagine che purtroppo viene vista come quelli disorganizzati, ma la banda di musica, ragazzi, fa le prove, la banda di musica legge lo spartito ma fa le prove prima, perché segue un direttore d'orchestra, sa quando entrare, sa quando suonare piano e quando suonare forte, ci sono delle indicazioni. Quindi mi dispiace che questo termine a banda di musica venga preso per quelli disorganizzati, ma in realtà la banda di musica è molto più organizzata di questo Napoli, ma moltissimo. Buonasera Francesco Santana. C'è gente che già critica Osimhen, non giocava da 2 mesi e mezzo, infortunato e ha avuto il Covid. Marco, vabbè, ma chi critica Osimhen è perché adesso si spara sul mucchio, si deve sparare sul mucchio, perché adesso Gattuso out e vabbè, ce lo aspettiamo. Ovviamente giocatori che si devono prendere le loro responsabilità, quindi bisogna attaccare Insigne, ma lo critico, attaccare no, ma la critica Insigne è automatica, perché si vedeva che stava giocando scazzato, tiri in tribuna, tiri in curva, sempre con quella delusione ancora recondita, hai capito? È grave, è gravissimo. Non puoi, cioè devi dire tu all'allenatore: mister, non me la sento, sto ancora sentendo il peso di quel rigore sbagliato, oggi sono uno in meno, quindi fai giocare Lozano a sinistra e metti Politano, che mi sembrava più in forma oggi. Politano, anche nella reazione ho detto fatrasi a Politano che almeno qualche tiro lo prova. Il Verona anche è bravo a difendersi, perché Politano, quando fa tutto quel movimento per cercarsi lo spazio sul sinistro, non riusciva mai a trovare uno spiraglio, ci è riuscito una volta, 2 volte, ma insomma veramente complicata così. Allora, se li vogliamo, a maggior ragione il mister ha colpe, ma se li vogliamo, il mister è anche psicologo, non può lasciare giocare. Sì, vabbè, ma è psicologo, un allenatore di vecchia data, magari esperto, può fare lo psicologo, ma Gattuso è uno giovane, avrei chiesto psicologo AIS, quindi non può essere anche psicologo degli altri. Si chiamassero i mental coach. Tiriamo un like, bevi, bevo, Valco. Grazie, amica mia. Grazie mille, sorella mia. Finalmente Mertens, finalmente anche tu in ritardo oggi. Assolutamente in ritardo anche Mertens. Io non me la voglio pigliare con lui perché gioca sul dolore, ancora non è tornato, ma comunque non va bene neanche lui. È precipitato un aereo privato di una squadra brasiliana, sono morti 4 giocatori e il presidente sempre in Brasile. Come? Mamma mia, mi dispiace tantissimo. Muce, grazie per avercelo detto, non ne avevo proprio idea. Ovviamente noi stiamo qua live, le notizie io non le posso vedere, ti ringrazio per avermi aggiornato su questa notizia di cronaca molto molto triste. Dobbiamo giocare su Lozano se non gira la squadra. Maximovic, ex giocatore, forse un mental coach non è una cattiva idea, considerando che un terzino decente è un'utopia. Daniele, tu sei molto realista, giustamente, perché è chiaro che bisognerebbe anche intervenire sul mercato, è evidente, però se magari lavori sui giocatori che hai, che ne sai, magari li recuperi. Sono d'accordo con te.
Napoli che vuole sperimentare, wow, sperimentiamo sta Conference League. In effetti, se non entriamo nemmeno nell'Europa League ci ritroveremo a fare questa Conference League che veramente mi fa ridere come nuovo trofeo per quelli che proprio non ce la fanno. Mi sembra proprio il trofeo di quelli che non ce la fanno. Bicarbo Napoli, fragili tatticamente anche oggi, anche senza dubbio. Mauro Giorgi, un allenatore che fa giocare un terzino come Yusai a sinistra quando a destra non è capace di fare un cross, deve andare a casa. Però io mi ricordo pure di quando dicevi Yusai è meglio a sinistra perché garantisce più copertura rispetto a Mario Rui. Società che non può fare in modo che Mario Rui deve giocare tutto e che ti tieni Gulam che non funziona. Società, anche società. Gattuso ha detto che ci siamo snaturati verticalizzando. Pensa tu come è competente Gattuso. Non capisco questa cosa qua. Snaturati verticalizzando, perché verticalizzare è l'idea di Gattuso dall'inizio dell'anno, da quando è entrato Osimhen. Quindi snaturati di che cosa? Non capisco, Andy. Non lo capisco se ha detto così. Perché verticalizzare era l'idea e nel primo tempo così abbiamo creato quell'unica occasione che ci ha fatto fare gol. Dopodiché quando palleggiamo, e cerco di ricordarvelo, quando palleggiamo diventiamo prevedibili perché non abbiamo la velocità che avevamo con Sarri, siamo prevedibilissimi, la squadra si chiude perché il Verona lo sa fare bene e non segniamo mai, ma proprio mai. Peppone, oggi sono a lutto, da oggi non difendo né giustifico più nessuno. Amico mio, siamo nella stessa barca. Io lo sai come la penso e come la pensavo. Ho sempre analizzato le cose in maniera analitica. Quando il Napoli perdeva ma meritava, io dovevo dire attenzione, qua questa partita è andata storta, ok, Spezia, magari anche puoi ragionare sulla partita con l'Inter, ma quando perdi meritatamente come contro la Juve e come contro il Verona, bisogna che ognuno si prenda la propria responsabilità, a partire da Meretta a finire a Gattuso, ma senza dubbio. Gattuso out non serve, al massimo Giuntoli out. Comunque la mia formazione ideale è Meretti e Ospina in campo insieme con il colombiano ad impostare protetto da Temme. Scherzo tranne su Giuntoli, co-production è uno scherzo che però ha il suo perché sicuramente. Nando New Jersey, ti chiama NJ New Jersey, è il mister che ha bisogno di uno psicologo per primo. No, Gattuso non può, esatto, vedi? No, ma sono d'accordo così, perché non ci siamo. Nessuno parla di una società assente, fragile mentalmente, l'amico fragile mentalmente, ti ringrazio anche per il tuo nick straordinario, tra l'altro dice una cosa giusta, perché dove siamo? Un intervento, una comunicazione, fiducia all'allenatore, lo stanno dicendo? Stanno parlando del mercato, di che serve qualcosa? No, hanno solo sentito aggiungere a dire non ci manca nulla, non faremo nulla, dobbiamo sfoltire. Ed è grave, amici, è grave. Ragazzi, avete lasciato un like, ma non per il Napoli, per me. Non mi volete bene. Se non lasciate un like per me, non mi volete bene, perché io parto con quella cosa. Vado live, non mi lasciano i like. 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 Come mamma fa? Io faccio tutte queste cose belline, metto i gufi, non servono a niente, metto i fuochi d'artificio, non succede un cazzo. Mannaggia. Lasciatemi un like per me, solo per me. Vale, sono tutti in confusione. Gattuso quando stiamo perdendo fa cambi a casa, è vero. Giocata del singolo, Carlo, è quello che ho detto io prima. Grazie Polly, guardate quanto è bella Polly. Lasciate un like per Polly e per Rita, ragazzi, non per me, per le ragazze del Caffè Napoli 1926, Polly, Rita, Angela. Poi c'era Martina Stella, che però Martina Stella era il ragazzo probabilmente, Bobotta. Lasciate il like per loro, veramente. Ti saluto Natali, ti saluto Michele. Vedo like ma non mi lasciano la live, vedo la live ma non mi lasciano i like, vedi? Dipende. Concordo con i cambi? No, qualcuno aveva scritto, ma ho preso un altro messaggio. Luigi della Vecchia, siamo fraceta mentalmente, esattamente, perché non è nemmeno fragilità, è fracetumma, la vera e propria fracetumma.
che è intraducibile in italiano, bisogna dirlo solamente in napoletano, è fracetumma, la fracetumma nelle gambe e nella mente. Grazie Luigi, grazie mille. Giuseppe Porzio, probabilmente molti elementi della squadra sono sopravvalutati, sono d'accordo. Sono sopravvalutati non solo da noi, anche dagli avversari, quando dicono mamma mia il Napoli deve lottare per lo scudetto. No. No, forse non ci siamo capiti che questi giocatori questi sono. Secondo me ha ragione Gattuso, i giocatori stanno troppo sui social e ciò li fa giocare con troppe ansie addosso. Oggi Insigne ha giocato male perché non era tranquillo, date le numerose critiche. Sì, ok, siamo d'accordo con questo fatto che i giocatori non dovrebbero stare sui social e che ok, ma questo è il calcio di oggi. Non c'è il pubblico che magari, non lo so, magari uno stadio pieno ti può dare, magari con i tifosi più buoni, perché per far fischiare lo stadio devi sbagliarne tante, poi fischia lo stadio diventa difficile, ancora più difficile. Ma se questo è il calcio che viviamo e l'unico rapporto con i tifosi è sui social, devi essere tu più forte mentalmente, non puoi farti abbattere dalle critiche, perché le critiche arriveranno. Soliti errori dietro, solita fragilità mentale, qualcuno a terra fisicamente, qualche giocatore pure tecnicamente mediocre, e Gattuso fa scelte strambe. Giorgio Mele la pitta giusta, io credo che la sta pittando giusta, perché niente si può salvare, solo, come diceva un altro amico prima, la continuità di Lozano a trovare il gol, dopodiché salvo solo Arostà, fammi mettere a Diego Demme, aiutaci tu, salvo solo lui, che non solo assist, tiro in porta, è rimasto solo lui, ragazzi, e Gattuso l'ha pure tolto e ha lasciato in campo Bakayoko, quindi Gattuso non si può salvare da questa partita, assolutamente. Massimiliano, io dico Gattuso out da tempo perché non abbiamo un'idea di gioco né un'identità. Il mister è una brava persona, ma ha avuto un anno e più per plasmare questo gruppo, semplicemente non c'è più riuscito, immagino non c'è più riuscito. Max, sì, nel senso, io l'idea di gioco l'avevo vista essere più verticali sui trequartisti e con Osimhen creare scompiglio, quella era l'idea di gioco, sfruttare la velocità di Lozano, sfruttare i movimenti senza palla di Osimhen e arrivarci da dietro con Mertens, con la regia di Insigne e con la tranquillità di un l'idea quella doveva essere, solo che non ci riusciamo e non siamo in grado né di fare una cosa né di fare quell'altra, e quindi capisco tutto, ma non ci stiamo riuscendo. È il caso che tu legga Gattuso nel dopo partita, ha buttato un po' di merda sulla squadra. Mariano, adesso aspettiamo che qualcuno me lo copia e incolla magari come messaggio. Io non sto guardando nemmeno il canale qua, ma ci scordate pure manna notifica a Telegram, sono io che sono fragile mentalmente, ragazzi, sono troppo fragile. Gattuso via, Benedetto, Ktaja Richard, sì, va bene, Gattuso via, speriamo che viene uno che ci risolleva come ci ha risollevato Gattuso l'anno scorso e che mantiene, però, perché altrimenti se facciamo sempre questo, che Ancelotti out, arriva Gattuso, ci risolleva, e poi Gattuso out, arriva Spalletti, ci risolleva, e poi Spalletti out, ci dobbiamo fare due domande, no? Che probabilmente la società deve avere una struttura migliore, deve avere un direttore sportivo che sia un direttore generale anche, che sappia fare da tramite con gli allenatori e con i giocatori, che protegga i giocatori dai social, che si comprino giocatori più determinanti, che si faccia piazza pulita dei giocatori che non ce la fanno, che hanno difficoltà. Facciamoci le due domande. Gattuso out, ok, l'ho capito, sta sbagliando tutto, è in completa confusione, ma ce le facciamo due domande sul resto? Perché altrimenti cacciamo Gattuso, viene un altro, dopo 2 mesi stiamo punto e da capo. Falco, non lo so se nemmeno speriamo per Diego Demme, aiutaci tu, quello è un santino, è l'unico. Questa stagione rivaluta Ancelotti? No, amico mio, non per me. Non ti dimenticare il Panariello. I giocatori hanno le loro responsabilità e su questo canale voi potete vedere l'evoluzione del mio
I giocatori però, perché le idee di Ancelotti prima funzionavano, poi i giocatori hanno smesso, però il panarillo di Ancelotti ce lo dobbiamo ricordare. Oggi in porta mettiamo Di Lorenzo, oggi in attacco ci mettiamo Lozano. Era così Ancelotti, attenzione, quindi non rivaluto Ancelotti, ma insisto sui giocatori che cambiano le situazioni e comunque vengono sempre meno, specialmente mentalmente. Ragazzi, ma stiamo scherzando? In un'azienda se stecchi ti cacciano via con lo stipendio misero di 15.000, magari 1.500 euro al mese. Giocatori come Insigne dobbiamo comprendere quando gioca male con 4 milioni all'anno? Saperà, come ben sai, sono due paragoni che non sono fattibili, perché l'azienda sono altre dinamiche. Quando i giocatori fanno una partita buona chiedono subito l'aumento e l'azienda calcio glielo dà pure, perché così funziona. Quando i giocatori giocano male i soldi li prendono uguale, quindi questo paragone purtroppo non ci sta, e lo capisco l'amarezza, no? Di gente che si fanno mazza tanta, sì, ma Demme, ci fai mettere un like per arrivare a 400 like? Forza Demme, forza ragazzi, il like è per lui, non è per me, è per lui, che secondo me è l'unico sottovalutato. Si parlava anche di ma quale Fiorentino? È l'unico che ci sta tenendo in piedi, lui e Lozano. ADL out. Bepi, sì, hai capito quello che dico io, cioè ci possiamo fare le domande su Gattuso, sui giocatori eccetera eccetera, ma la società, ogni qualvolta la società, il Napoli comincia a venire meno, tu due domande te le devi fare sulla società. Il problema è chi ci piglia, chi viene. Vengono degli americani incompetenti tipo Pallotta, vengono degli americani un poco meglio tipo Fredkin, vengono dei cinesi pazzottati come Toir, o vengono dei cinesi un poco meglio come Suning, che però non possono spendere perché non possono spendere più e quindi vogliono vendere la società, oppure dei cinesi che però in realtà sono due imprenditori napoletani come stanno al Milan. Parliamone, perché il Milan alla fine le quote di maggioranza sono due imprenditori napoletani vicini a Berlusconi, quindi questa proprietà cinese è così. Allora, Tommaso Sarace out, no, poverino, lui è l'unico che non, poverino. Allora, se guardo la classifica siamo in piena lotta per i nostri obiettivi, siamo contenti di questo girone d'andata, abbiamo più punti rispetto all'anno scorso. Ok Gattuso, tutto bene. Devo guardare la classifica? Devo rispondere a Gattuso? Allora, il Milan sta a 43, ok, non guardiamo le prime tre, non guardiamo Milan, Inter e nemmeno la Juventus, che comunque la Juventus sta a 36, abbiamo noi stiamo a 34. Allora, se tu guardi noi, tutte quelle cose che stiamo dicendo, no? Il Napoli a 34, la Juventus a 36. Io non so se i tifosi della Juve stanno dicendo Pirlo out. Se voi guardate solamente i punti, la Juventus doveva stare come minimo a 46 vicino al Milan, ma comunque, che significa stare vicino agli obiettivi? Significa che il quarto posto è a 36, quindi a 3 punti, però la Juventus deve recuperare, quindi facciamo conto che la Juventus ci batte, ok? Il quarto posto diventa la Roma con 37 punti, quindi siamo a 3 punti dalla Roma con lo scontro diretto in vantaggio. Il problema non è stare a 3 punti dalla Roma, ragazzi. Il problema è guardarsi in faccia e pensare di fare il girone di ritorno. Devi farlo un pochino meglio del girone di andata, perché le proiezioni sono difficili da fare, ma se tu fai lo stesso girone di ritorno, steccando con il Torino, steccando con lo Spezia, perdendo con Sassuolo, Lazio, con quegli altri che abbiamo perso, con Verona, eccetera, eccetera, non ci arrivi, perché io credo che le altre squadre come Roma, come Atalanta, attenzione alla Lazio, faranno meglio di quello che hanno fatto, perché l'Atalanta ha cominciato male, impegnata in Champions, la Roma anche la discontinuità. Se la Roma e l'Atalanta si suicidano, allora questa classifica va bene e noi facciamo lo stesso campionato di alti e bassi e possiamo anche arrivare quarti. Si può fare, ma la bagarre sarà dura. Dimentichiamoci i primi 3 posti, lasciamo perdere. Abbiamo perso con la Juve, lasciamo perdere. Stiamo a 34 punti. Arriviamo, se facciamo 34 più 34, arriviamo a 68.
68 bastano per la Champions? Questa è la mia domanda a Gattuso. No, il fondo Elliott, ma vedi bene Gino, ci sono 2 imprenditori napoletani all'interno di questo fondo Elliott. No, cinese, napoletano. Ci sono imprenditori napoletani all'interno che detengono una quota superiore delle azioni, quindi informati bene. Allora, io ricordo sempre che Gattuso ha giocato all'andata senza tanti giocatori fondamentali, poi al di là di tutto questo, anche con un Messi in campo la mentalità ti fa crollare sempre così. Sì, è chiaro, le attenuanti ragazzi ci sono, le attenuanti sul piatto sono non avere avuto i giocatori fondamentali nel momento clou, non aver potuto continuare a studiare questa nuova idea di verticalità perché ti sono venuti a mancare le caratteristiche, ok, non puoi preparare bene le partite come però non le possono preparare neanche gli altri, allora o Gattuso ha un modo di gioco che richiede troppo studio e quindi i giocatori non sono in grado e vanno in freva perché gli allucca in testa e quindi vanno in freva eccetera eccetera. Le attenuanti sono queste, però devi fare di necessità virtù perché con le attenuanti ci sono anche tutte le altre squadre e se vogliamo tornare in Champions, che è l'obiettivo, bisogna fare meglio di come si è fatto in questo girone d'andata, perché hai perso 6 partite, non pareggiamo, ma hai perso 6 partite e sono troppe. Vedi? È vero, sono loro che detengono la maggioranza azionaria. Modo di gioco, che gioco ha Gattuso? Corrado l'ho spiegato troppe volte, il gioco di Gattuso è fare più verticalità verso i trequartisti che poi ci pensano loro. È così il gioco di Gattuso e funzionava. All'inizio del campionato funzionava. Entra Osimhen con il Parma, la partita cambia. Tra l'altro vi invito a iscrivervi al canale per un motivo molto semplice. Domani, oltre all'approfondimento che farò a caldo, a freddo, a tiepido, faccio l'approfondimento tattico con la lavagnetta e vi spiego tutte le cose che non sono andate con la lavagnetta. Farò un recap delle reazioni del Napoli, delle reazioni mie alle partite del Napoli di tutto il girone d'andata. È una cosa che voglio fare a tutti i gironi. Quindi facendo il recap breve capiremo col Parma però abbiamo giocato bene, col Genoa, perché noi siamo anche io prima con la memoria non ci vado tanto d'accordo, mi devo ricordare tutto perché quando non mi ricordo tutto poi devo richiamare gli XG e se arriviamo a 500 like gli XG, a 600 like facciamo anche partire la giveaway, così ci riprendiamo un attimo perché vi voglio regalare delle cose. Voi siete la mia unica salvezza in questi momenti di fragilità mentale. C'è ancora Juventus-Napoli del girone d'andata, potrebbero essere sconfitte. Esatto Nino, ti ho detto, io la considero già sconfitta, quindi diventano 7, diventano gravissime. Secondo me il Napoli deve pensarci 1000 volte prima di rinnovare a Gattuso, sono d'accordo. Scusami una domanda, fammela direttamente amico perché siamo in tanti e quindi io prendo messaggi a caso. Come gioca il Verona? Gioca benissimo Fiore, gioca una favola. Tutti raddoppiano, tutti fanno sacrificio e sono anche bravi in avanti. Finora un gennaio vergognoso, nonostante tutto la nostra grande società non corre ai ripari, rimandiamo tutto al prossimo anno. Giuseppe, così pare. Va benissimo Gino, grazie a te. Vale, se domani vai in live mi puoi spiegare come faccio ad aggiornare CM? L'ho scaricato ma non è aggiornato. Marco, ci proverò appena posso. Abbiamo giocato bene con Parma e Genoa, ma appena troviamo una squadra che ci viene a pressare alto non riusciamo a verticalizzare. Sai chi ci pressava alto, Corrà? L'Atalanta 4-1. Non si può dire quest'anno specialmente una cosa sicura. Col Napoli non si può dire. Incontri la squadra che gioca come l'Atalanta, cioè Juric, cioè il Verona, fai la stessa partita e vinci. Non si può dire, perché questi giocatori qua non sono in grado di garantire la stessa prestazione. Dall'Atalanta venivamo con quell'incazzatura che non eravamo partiti per Torino, eccetera, eccetera, stavamo belli incazzati, belli convinti. Col Verona venivamo dalla sconfitta con la Juventus, quindi il viola canadese, ciao Vale, il Verona è forte più di noi per ora, non solo più di voi amico mio, anche più di noi e più di tante squadre. Io volevo vedere anche tutte le squadre che il Verona ha bloccato o battuto, perché
Se noi pensavamo, arriva il Verona, approfittiamo, perché io poi devo partire col dissing in generale, di quelli che tutti che dicevano il Napoli deve approfittare, ma approfittare di che? Voi ancora stavate guardando il Milan e l'Inter. Il Napoli doveva rispondere alla Roma che l'ha vinta a culo all'ultimo secondo e all'Atalanta che invece ha distrutto il Milan. Il Napoli doveva rispondere, non approfittare. Il Napoli non approfitta mai. Il Napoli era una pressione tremenda perché a Roma e l'Atalanta se ne vanno se continuano così, capite? Giveaway parte a 600 like, sono pronto e oggi ci arriviamo perché siete tantissimi. Preferisco un allenatore con un sistema di gioco bello e comprovato che richiede più anni che un progetto basato su vittorie a sprazzi e poca identità. Il ringhio dov'è? Non si sa dov'è il ringhio, non c'è né il ringhio né il gioco bello e comprovato, amico. In questo momento non c'è proprio nulla. Io tutta sta forza del Verona non l'ho visto, ho visto il solito Napoli che stava fermo e quindi tutte sembrano più forti. Azzurro, credimi, il Verona gioca bene, il Verona esce bene da dietro, non lancia il pallone perché sa che non può lanciarlo ed escono palleggiando, hanno degli ottimi giocatori ogni anno, hanno un'organizzazione di gioco e soprattutto fanno sacrificio perché raddoppiano. Avete visto quanti ne erano belli chiusi in difesa quando il Napoli ha tentato l'assalto finale? Quindi giocano bene, credimi, giocano molto bene. Mertens per me è finito, sicuro, io spero di no, ma è evidente che non è in forma fisicamente e che comunque anche lui avrebbe bisogno di tanto riposo e di riabilitazione. Alla sua età può essere pure che non ritornerà mai quello che conosciamo. Ma un ritorno di Sarri, secondo me con lui possiamo ritornare a lottare, chissà vincere, almeno saprebbe fare un gioco, non come Gattuso che abbiamo fatto delle figuracce, non è solo colpa dei giocatori. Lorenzo, non è solo colpa dei giocatori, io sto dando anche la colpa a Gattuso, voi con questo ritorno di Sarri ve le dovete dimenticare, perché se torna Sarri ci rimanete male voi. Ve lo dico prima, non succede perché non torna, perché si sono litigati, perché non si vogliono bene. Il ritorno di Sarri non riporta il gioco di Sarri, mettetevelo bene in testa. Poi arriva Sarri, vinciamo tutto e io mi cospargo il capo di cenere, mi faccio il mellone azzurro e vi chiedo scusa, ok? Ma se torna Sarri e perdiamo una partita e ne perdiamo un'altra e un'altra la pareggiamo, voi venite qua e mi dite avevi ragione tu, il ritorno di Sarri era peggio. Poi vediamo, mettiamo la scommessa, ma tanto non succede. Il problema del Napoli è l'allenatore, alla società va bene non cambiarlo perché siamo ancora in corsa per il quarto posto, l'anno prossimo male che andrà, via l'allenatore e si riparte da zero. Giuseppe, però alla società siamo in corsa per il quarto posto, ma la società se le deve fare due domande. Se ci arriviamo o meno in Champions, perché cambia tutto se arriviamo in Champions o meno. Se noi lottiamo, se si rendono conto che la Roma e l'Atalanta sono due squadre importanti, non penso che vada bene alla società. Dichiarazioni di ADL: Gattuso non è colpevole, è sicuramente un ciuccio, un idiota, è un colpevole, ma non è una questa è una citazione che tu di solito mi fai, che però non ho capito, chiedo scusa, sono un po' provato e forse non l'ho capito. Non vi offendete, ad affanculo voi e Sarri tutta la vita, ragazzi, non ce ne usciamo più, è ovvio, ognuno la pensa in un modo, io vi ho detto la mia, non posso dare ragione a tutti, io vi devo dire la mia. Citazione dei Simpson, giusto, io quando sono passato poi ai Griffin i Simpson non ho smesso di guardarli. Ieri siete forti voi e male io. Sarri sempre, ma non ora a giugno. Sarri a Napoli non torna mai nessuno, l'avete ancora imparato con ADL. Io do ancora fiducia a Gattuso, però se dovessi prendere un allenatore prenderei Spalletti perché ti porta sempre in Champions, infatti lui ha aperto il ciclo nell'Inter che oggi lotta per il titolo. Spalletti va studiato, io non posso giudicare Spalletti che non l'ho mai visto, bisogna capire poi nello spogliatoio, perché Spalletti è uno
che è andato in tozzo con Totti, con Panucci, insomma è uno che è tosto nello spogliatoio, magari va meglio di Gattuso, ha più esperienza, potrebbe funzionare, non lo so. Oggi Yusai a destra e Gulam a sinistra, la scelta migliore, ma se non si dà continuità ad un giocatore non sapremo mai se ha recuperato o no. Poi a centrocampo Bakayoko non tiene il passo. Enrico, sono d'accordo, però vorrei sapere Gulam, cioè io non vediamo gli allenamenti, ma evidentemente per non mettere Gulam Gattuso non può essere un pazzo che decide che Yusai è meglio. Evidentemente non si regge in piedi, e le ultime partite che ha fatto Gulam ce lo ha anche dimostrato, che non si reggeva in piedi e che era un pericolo. Che poi Yusai non sia meglio di un Gulam al 50%, questo è un altro paio di maniche, a 500 like taglio di ciocca per pareggiare i capelli bellini di Valerio, vedi? Ah, perché io l'altra volta mi sono tagliato una ciocca e me ne taglio un'altra. Ma vediamo, a 500 like io vi faccio vedere gli XG. Poi la ciocca pure, però vi faccio vedere gli XG. Gattuso via, ma squadra ridicola. La questione dalla prossima sarà se con Osimhen si continuerà a prendere lo stesso medesimo gol con le praterie dietro, continueremo a parlare di veleno nonostante la rosa di quel livello. Alex, è importante questa cosa che tu dici qua, perché adesso c'è stato un pochino anche l'alibi, ci è mancato Osimhen che sviluppava il gioco in maniera diversa, poteva allungare la squadra, però adesso sarà la fine, cioè per me già è alla fine oggi, perché era proprio la partita da vincere, adesso l'ambiente è proprio spaccato, io non riesco proprio ad aiutarvi, perché dovrei fare il pompiere e dirvi non vi preoccupate, con Gattuso tutto a posto, si riprenderà, ma io sono preoccupato invece, e se sono preoccupato prima io non posso dirvi il contrario, sono preoccupatissimo che ci sarà da buttare il sangue fino alla fine, però poi adesso se Osimhen sbaglia un paio di gol, tempo 2 partite, ci sarà l'ecatombe. Ha speso 70 milioni per un pack. Pappone, poi dicendo pappone quando invece ha speso 70 milioni. Allora giuntoli è il pacco, perché giuntoli così. Gattuso che l'ha voluto. Non li sappiamo sfruttare, giocatori indegni e Insigne non si può. Perché si dirà tutto. Dopo oggi propendo ancora di più per Juric a Napoli, senza grosse aspettative, un progetto a lungo termine, ma soprattutto perché è metallaro. A me Juric piace, però ti ripeto, come dico spesso, che poi lo devi far lavorare con calma, devi ridimensionare un po' tutto, poi magari con una squadra più forte Juric è anche capace di arrivare tranquillo in Europa, non lo so. Però devi ridimensionare un attimo tutto e devi farlo lavorare. Non so se Gattuso lo fai lavorare può migliorare con la stessa squadra, glielo fai lavorare. Con Juric sono sicuro di sì, perché a Juric gli levi giocatori importanti come Kumbulla, come Rachmani, come Amrabat, ed è con le riserve è in grado di continuare a fare bene, quindi Juric allenatore di tutto rispetto, senza dubbio proprio. Gattuso non bene sicuramente, però rispetto all'anno scorso 10 punti in più in campionato. Vedi, io perché non guardo la classifica, 10 punti in più in campionato sono un bello score che ci fa riflettere quando diciamo che Ancelotti era meglio. Non era meglio, però vabbè. Però senza pressioni Juric, bravo Marco. Da romanista, purtroppo siete fragili mentalmente, si racchiude tutto guardando la partita di Insigne. Luca, hai ragione e citi bene la canzone. Siamo fragili mentalmente, già siamo fragili mentalmente, con Spalletti abbiamo fornute fa. Niente Spalletti, niente Sarri, un solo nome, De Zerbi. Valerio, ora che ho sbollito un po' la rabbia, continuo a sperare in Gattuso, così come anche prima, ma davvero manco più la cazzimma da traghettatore vedo più e tatticamente è nullo. Il coraggio non ci manca, è la paura che ci frega. Bello, questa pure è sottile, il grande Totò. Prendiamo come allenatore, ma un allenatore. Non capisco. Propongo al Napoli un pellegrinaggio alla Madonna di Montevergine, tutti i giocatori, staff e dirigenti. Il pellegrinaggio che poi in questo caso
molto spesso noi chiagnazzari che parliamo di sfortuna, vi ricordate quando prendevamo tutti i pali e i rigori non dati e tutte queste cose? Allora uno diceva, sai, il Napoli è anche sfortunato. Oggi no, con la Juventus no, non siamo sfortunati. Allora queste due partite sono importanti perché ci possono dare bene l'immagine di questo Napoli che forse è stato sopravvalutato. Il viola canadese, come vedresti De Zerbi? Io molto bene, amico. De Zerbi è quanto di più vicino al gioco di Sarri esiste in questo momento in campionato. A me il gioco di Sarri mi faceva arrizzare. Ero contentissimo, mi cagavo sotto ad ogni partita perché comunque ci prendevamo dei rischi, ma quando il Napoli si prendeva il pallone era dominio assoluto, creazione di palle gol, una continuazione e vittorie, punti. Abbiamo fatto tantissimi punti con Sarri, quindi non era solo il bel gioco, erano i punti. Era una vittoria praticamente sul campo effettiva a tutti gli effetti. Poi però Sarri si è arrivato a questo dopo 3 anni. De Zerbi lo sta facendo con il Sassuolo, dove ritorniamo al discorso della pressione. A Sassuolo lo puoi fare, puoi steccare le partite, puoi stare metà classifica, nessuno ti dice niente, puoi continuare a dire ai giocatori palleggiate, non vi preoccupate, prendetevi dei rischi. A Napoli dura 3 partite De Zerbi. Se prendiamo l'imbarcata dopo 3 partite, De Zerbi non è buono, che schifo, e quindi sono discorsi complicati a Napoli. A Santa Rita con il pullman, aspetta, con il pullman devo andare a Santa Rita. Lourdes, Santa Rita forse è l'unica che ci potrebbe aiutare. Un altro anno buttato. Comunque solo allenatori col 4-3-1, Spalletti, De Zerbi, Benitez, Allegri, che poi De Zerbi fa anche il 4-3-3. Attenzione ad Aldo, vedo tutti convinti che con Mertens e Osimhen al 100% sarebbe andata diversamente. Secondo me Ciro in fase calante e il nigeriano non è un bomber nel senso stretto, non è Cavani e neanche Higuain. È vero Aldo, è vero, io avevo previsto una decina di gol ma l'hai mandato 2 volte, amico mio, l'hai mandato 2 volte con Insigne che non si leva più. Grazie tantissimo e ti rispondo, Ciro in fase calante purtroppo sì, in questo momento lo stiamo vedendo, 130 gol, grazie, ma 32 anni, acciacchi fisici oltretutto. Osimhen ti stava creando una variante tattica che ci faceva uscire da quel brodo che era diventato il nostro 4-3-3. Il nostro 4-3-3 era diventato un brodo una brodaglia di passaggetti sterili e orizzontali. Quello era diventato il 4-3-3 di Gattuso, è chiaro. Osimhen ti aveva dato la variante, la freschezza, la profondità, lo scompiglio, eccetera eccetera. Lo scompiglio che faceva segnare gli altri. Ha segnato Insigne, ha segnato Lozano, ha segnato Mertens, hanno segnato tutti grazie ai movimenti di Osimhen. Non è un bomber, sono d'accordo, magari lo può diventare, magari, però ti dava almeno quella variante tattica, perché ricordiamoci, e non abbiamo memoria corta, vi prego, che il 4-3-3 di Gattuso, che andava bene tutti in difesa, 4-1-4-1 e magari segniamo in contropiede e abbiamo vinto la Coppa Italia così, ma quando poi si è trattato di fare gioco e di affrontare le squadre piccole chiuse, passa a me che io te la passo a te, e poi non si entrava mai, quindi ecco perché si passa al 4-2-3-1, altrimenti si continuava con il 4-3-3, è stata buona. Si continuava se non c'erano delle problematiche. Voi 60 amici bellini che osservate con attenzione il nostro Valerio, avete dimenticato il like, forza rimediamo, spolliciate, e mentre voi spolliciate ragazzi io bevo. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Quanto è bello Bobotti. Io vorrei per esempio Bobotta titolare, per dirvi.
In questo momento voglio Bobotta titolare. Siamo fragili mentalmente, è stato detto. Mi pare che qualcuno l'ha detto e non hanno torto. E non hanno alcun torto. Valerio Gattuso ha tutte le colpe. Punto. È l'allenatore, la mentalità la deve dare l'allenatore. Difesa imbarazzante, attacco senza idee, società mediocre. Magari un allenatore straniero con idee nuove. Giardi. Magari un allenatore straniero, perché no? Perché no? Se te piglio te scoppio, te schioppo, perché no? Anche un allenatore straniero. Quando venne Benitez portò una ventata di internazionalità e perché no? Però poi le cose migliori le abbiamo fatte con Sarri, che era l'allenatore del ridimensionamento, ricordiamocelo. È venuto Sarri dall'Empoli, siamo diventati l'Udinese, vendiamo e non arriviamo mai, e le cose migliori le abbiamo fatte con lui. Abbiamo fatto cose buone anche con Mazzarri, che era uno che aveva salvato, era un giocatore, era un allenatore per salvare. Poi arriva Ancelotti, l'allenatore per vincere, e non funziona. Attenzione, Massimiliano senza dire nulla. Grazie Max, grazie per il tuo supporto. Sono momenti duri, sono momenti veramente duri, e il vostro supporto per me vale tutto l'oro del mondo. La vostra presenza, la vostra anche la vostra compagnia. Grazie Max. Non vogliono essere pessimista, ma il Napoli non potrà mai vincere lo scudetto. Per vincere ci vogliono Lukaku e compagni, ci vogliono i campioni. Graziano, non c'è dubbio. Ci puoi arrivare vicino, ci siamo arrivati vicini quando tutto funziona bene. Il top player del Napoli con Sarri era il gioco, era Sarri, era l'idea collettiva dove tutti facevano quello che bisognava fare. Però senza i campioni è complicato, specialmente quando gli altri hanno i campioni, perché lo potevi fare quando gli altri non li avevano, ma adesso che ci sono in una Serie A che sta cercando di prendere dei campioni è difficile. Abbiamo bisogno di un fallimento, un anno senza coppe per fare una rivoluzione. È bello sto spunto, Mariano, perché noi probabilmente, avendo vinto la Coppa Italia, siamo andati in Europa League, abbiamo pensato, forse non è proprio tutto da buttare, possiamo riesumare certi giocatori, ma forse un fallimento è quello che servirebbe. Chi lo sa? Un'annata tremenda, dove i miei video improvvisamente diventano sfogo, che non li faccio mai, distruggo tutto, divento virale e il Napoli poi ricomincia meglio. Può essere Felice De Franco, senza messaggio, solo supporto. Grazie Felice. A Demme. Sono tutti like e supporto per lui, ragazzi. Ci tocco pure un bel sedere. Se permettete, è un bel ragazzo. Francesco Cuccurullo consiglio seriamente a Gattuso di portare i giocatori in via Caracciolo a friggere zeppole e panzerotti, e farebbero una cosa buona anche per l'umanità. Maronna mia, mi fate venire voglia, come faccio? Mi fate venire voglia zeppole e panzerotti, come faccio? Non la risolverò mai. Per vincere lo scudetto bisogna avere una società con quella mentalità. Lukaku e Ibra sono il risultato di quella mentalità. Vedi, è ancora più profondo, ci sta. Osimhen 70 milioni ha toccato un solo pallone. Mario Rui, Yusai, Di Lorenzo sono i nostri terzini titolari, dovrebbe essere minimo i 2 terzini del Napoli. Bakayoko ha fatto male, idem non ho capito niente, ti devi mangiare qualche virgola, se no vado in difficoltà. Comunque in generale te la stai prendendo con la società, perché la rosa non ti sembra all'altezza, questo quello di aver capito. Una squadra che punta allo scudetto acquista Bobotta, ma Emanuele, Bobotta è l'ultimo dei problemi. Bobotta è... A parte che noi non puntiamo allo scudetto, i tifosi vogliono lo scudetto, ma noi non puntiamo allo scudetto. Il problema è che non arriviamo nemmeno in Champions. Noi puntiamo alla Champions, ma non arriviamo nemmeno in Champions. Ma poverino, fosse il problema di Bobotta, ma come ti permetti? 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 Cioè, fosse un problema Bobotta, poverino. Dai. Ragazzi, vorrei ricordarvi che Osimhen è stato pagato 50 milioni dilazionato in 5 anni, danno 3 giocatori più Carnesis, valutato che se no valgono 20 milioni. Sì, vabbè, ovviamente ognuno poi, se vuoi dire che è stato pagato troppo, lo valuti 70, se vuoi dire che è stato un affare, lo dici 50, e a seconda delle situazioni.
Dem è bello e bravo, sono d'accordo. Visto che non se ne parla, prendiamo Iachini. Mamma mia, ridiamo per non piangere veramente. Io sono Tenang come allenatore, quello dell'Ajax, lasciatemi sognare. E perché no, Ray? Perché no? Bobotta è la mascotta. Salvatore Mazzarella ha ragione, Bobotta è la mascotta. Ragazzi, siamo arrivati a 500 like. Ve lo chiedo perché a 500 like vi faccio una cosa speciale. Cosa specialissima, puoi abbonarti? No. Juric a Napoli, Salemme a Verona, non possono stare nella stessa città, doppelganger. Prima di dire prendiamo Sarri, confrontiamo le due rose. Quella di Sarri era nettamente più forte di quella attuale. Francesco, questo è pure un bellissimo spunto, perché qualcuno dice che questa squadra era superiore. Però se noi andiamo ad analizzare il primo Gulam, il vero Gulam, poi magari il punto debole era Yusai, che comunque nello spartito funzionava. Albiol è meglio di Maximovic ed è meglio anche di Manolas, perché ti fa giocare meglio anche Koulibaly. A porta Reina parava, non parava, mo teniamo la cosa che però era leader della difesa, e quando sei leader della difesa a volte è più importante di una parata. Il centrocampo perfetto, Alan, Giorginio, Hamsik, non l'abbiamo visto più e non l'ha visto nessuno in Europa, un centrocampo così ben assortito, dove c'avevi il regista, la mezzala di inserimento e la mezzala di scontro, la mezzala che ti recuperava i palloni. Callecon dell'epoca era straordinario e segnava pure, copriva e segnava pure. Mertens, Higuain, quelli che ci vuoi mettere là davanti, lo stesso Milik, e Insigne nel pieno della forma e della tranquillità mentale. Quella squadra là aveva un problema, che erano difficili fare i cambi, perché mietta Unas, mietta Diawara, mietta Rock, era complicato essere meglio di quella squadra là, e Sarri lo disse. Poi ci sono le potenzialità, Lozano è un grande giocatore, per me Dem è importantissimo, Manolas non mi piace come imposta, però è un bravo marcatore, si potrebbe fare bene anche con questa squadra, però quella squadra di Sarri era un'altra roba. Figurati stasera Chiaglieri, che veleno che sparerà lui e l'Annicelli, mamma mia, questo è proprio sul piatto d'argento. Adesso dirà, ve l'avevo detto il patentino, e te ne ragionisse oggi, ovviamente. Stiamo on the way to 450, grazie ragazzi, siete 400, quindi ma veramente qualcuno non l'ha messo perché sta in freva, oppure qualcuno, io vi vedo io vedo tutto, vi vedo che siete i tifosi delle altre squadre, che siete venuti a godere del tifoso del Napoli che sta andando in freva e che non sa come risolvere questa situazione. Vi vedo. Se vi ho sgamato lasciate il like, ma lasciate anche il dislike, non mi interessa, battete un cenno, perché lo so che 400 di voi non siete tutti tifosi del Napoli, lo so. Vi vedo e c'ho gli occhiali del bel gioco, vi vedo alla grande. Ti piacerebbe Simone Inzaghi in scadenza con la Lazio? A me non piace, però è molto empatico. Scalante, non lo so, Inzaghi non mi dice niente, sinceramente. Anche lì sì, è chiaro, dopo 5 anni, dopo tutti gli anni che ha fatto l'allenatore, si conoscono a memoria nell'ambiente, eccetera eccetera, ma a Lazio anche lei si basa sulla vena di Luis Alberto e di Immobile. Non aspettatevi il bel gioco di Inzaghi, sinceramente. Nino, su te non avevo dubbi. Vedi? Se vi avevo scamato, siete bellini. Che è mancato stasera? È mancato tutto, Albertini. È mancato la testa di saper mantenere il vantaggio trovato per caso, attaccare ma con calma, senza frenesia, verticalità ok, ma con un occhio alle ripartenze del Verona, perché loro quello fanno. È mancato che praticamente, perché la formazione iniziale, perché con Meret che sta in difficoltà, si vede ogni tanto la deve lanciare lunga e nemmeno siamo stati in grado aggressivi di prendere una seconda palla. È mancato tutto da Meret a Gattuso oggi, ragazzi, è mancato tutto. Non avrei mai pensato di dirlo, ma oggi abbiamo toccato il fondo. KK a fare i cross, Yusai a sinistra e non sa giocare manco con il destro. Domenico, KK che a un certo punto pure lui ha cercato quelle famose sortite, ma quando sei costretto a fare così vuol dire che intorno a te c'è il nulla.
al Napoli ci vorrebbe un Ciro Immobile, grande Vale. Ciro Immobile fa la differenza. Ciro Immobile è uno di quelli che fa la differenza. Anche quando la squadra non gira, sai che lui un gol te lo può fare. Un po' come era il Napoli con Cavani. Credo che ultimamente il Napoli sta andando avanti con l'individualità e quando non ci sono si perde. Io prenderei Allegri per la bravura nel gestire il gruppo e sa cambiare partita in corso, però io Allegri lo voglio vedere senza i giocatori forti, perché Allegri ha sempre, quasi sempre gestito giocatori di un certo livello, li sa gestire, sicuramente ha una gestione del gruppo di esperienza. Cambiare partita in corso, sì, forse sì. Io ricordo che la Juve di Allegri, ragazzi, vinceva perché sapeva non prendere gol e poi nel capovolgimento di fronte i campioni avevano le letture giuste. Se noi ci affidiamo di nuovo alle letture non è né più nemmeno che Ancelotti, credetemi. Poi magari mi sbaglio, ma a questo momento io credo che questi giocatori qua hanno bisogno più di uno che insegni calcio. Con quello che percepiscono, vedere queste prestazioni è veramente imbarazzante e irrispettoso verso i tifosi, al di là del risultato ovviamente. Mana, bravo, nel senso che al di là del risultato tu lo sai, noi qua facciamo sempre l'analisi quando vinciamo e quando perdiamo ed io per questo che sono avvilito, ragazzi, perché l'avvilimento non viene solo dalla sconfitta di oggi e la sconfitta con la Juventus, viene anche dalla vittoria con l'Udinese, vittoria che io avevo detto non mi è piaciuta, viene anche dalla vittoria con l'Empoli, vittoria dove io ho detto non mi è piaciuta, abbiamo regalato cose all'Empoli incredibili, che se le regali a una squadra più importante te ne fanno 3 o 4. Capite perché io prima potevo anche giustificarle certe scelte di Gattuso e come il Napoli giocava, perché con lo Spezia è sfortuna che loro fanno 2 azioni e vabbè, ha già capito. No, devo fare una cosa perché sennò voi non capite e se non capite la dobbiamo fare. Quando siamo 1 ora e 20 la possiamo fare. Allora vi spiego subito una cosa, è importante. Allora, fammi vedere se funziona, perché questa è una cosa che non avevo preparato e devo vedere se riesco a farla funzionare. Però mi dovete seguire, mi dovete lasciare un like. Lasciate un like per questa cosa se funziona. Un attimo solo, lavagnetta, mi pare che è così. Benissimo. Allora, improvvisamente mi ritrovo da quest'altra parte qua. Mi vedete? Mi vedete benissimo? Ok, non funziona benissimo perché si tagliano poco a capo, ma non ha importanza. Dobbiamo fare analisi. Basta, mi sono scocciato. Dobbiamo fare analisi perché quando si parla di Gattuso out, io devo spiegare il perché. Adesso è Gattuso out, non prima. Devo spiegare il perché. Che ha già fatto? Ha già distrutto tutto. Cosa? Google. Napoli. Allora, Verona. Lo sapete, io l'ho spiegato questo sull'altra piattaforma. Dovrete seguirmi bene, benissimo. Vediamo questa partita che abbiamo perso. La vediamo bene? No, perché dovete seguirmi a questo punto. Dovete seguirmi. 3-1, ok? Il Napoli crea occasioni da gol 0,90. Vuol dire che quasi meritavamo di fare un gol, ma nemmeno più di tanto. Il Verona ha meritato di fare almeno 2 gol. Quindi questa partita è finita, diciamo, 2-1. Non c'è storia, non c'è appello. Questi sono gli XG. Sapete cosa sono gli XG? Sono gli expected goal, cioè le occasioni che tu crei importanti per segnare. Quanto più grande è il pallino, più l'XG è alto, vuol dire che ti sei fatto trovare davanti alla porta bene, eccetera, eccetera. Il Verona ne ha avuti di più al di là del gol, quindi loro meritavano di vincere. Importante. Con la Fiorentina, facciamo questo esempio qua, perché poi dite, però pure con la Fiorentina, il Napoli meritava al massimo di farne 2. Gli altri sono stati tutti gol difficili, invenzioni dei giocatori che hanno trovato la giornata di grazia e segnavano da tutte le posizioni, ma questa partita doveva finire 2-1 per quello che ha creato la Fiorentina e per quello che ha creato il Napoli. Ci rendiamo conto che il 6-0 roboante non è una cosa che tu dici allora va tutto bene? No, perché le abbiamo detto che non funzionavano delle cose, lo abbiamo detto. È chiaro? Gli occhiali belli. Ora, nel momento in cui torniamo indietro con l'Udinese,
Perché io ho detto che l'Udinese non era stata una grande vittoria? Io non sono risultatista e lì ho detto le cose che dovevo dire a Gattuso. Guardate gli XG qua, guardate gli XG. Il Napoli meritava di fare un gol, non di più, ne fa 2. L'Udinese meritava di farne 2. Quindi ci rendiamo conto che è l'andazzo che è cambiato, e se io sto spiegando che Gattuso ha delle problematiche molto importanti, non è la stessa cosa dell'inizio di stagione, dove noi, anche perdendo, è qui che poi cambia tutto, ragazzi. Sullo Spezia noi perdiamo con lo Spezia, ma il Napoli doveva fare minimo 4 gol puliti. Lo Spezia ne poteva fare 2, ma questa partita era finita 4-2, perché le 2 occasioni dello Spezia sono clamorose, il rigore e l'azione che va sul palo, quindi era facile. Ci siamo capiti? Ci siamo capiti, credo, no? Benissimo, se noi torniamo indietro, e adesso chiudo tutto e riprendo i vostri messaggi, dobbiamo capirci quando si parla di Gattuso out, perché si può parlare di Gattuso out adesso, lo capisco, ma dobbiamo spiegare il perché. Con il Cagliari non ha fatto nulla, il Napoli ha fatto 4 gol, ma ne poteva fare almeno 5. Siamo riusciti a subire un gol di un'occasione che non era incredibile, con il Cagliari. Dopodiché le partite perse non sono tutte uguali assolutamente, perché con l'Inter, ok? L'Inter meritava di fare quel golletto perché il rigore così, ma il Napoli meritava di farne 3 occasioni clamorose, è lì che è mancato il veleno, non è mancato oggi il veleno, quindi se Gattuso mi parla di veleno deve guardarsi gli XG, non deve guardarsi la partita e dire il veleno. Ci rendiamo conto? Nel frattempo l'ho visto in sottofondo, grazie Rita, e adesso riprendiamo subito i messaggi, ragazzi, perché questa cosa era importante che la spiegassi bene, perché l'ho spiegata sull'altra piattaforma e mi hanno detto la devi portare anche dall'altra parte, e lo portiamo anche dall'altra parte. Ci siamo capiti? Questa però è la Serie A, non posso trovare quelle là della Coppa così. Il Milan, ok, abbiamo perso con il Milan, meritavamo di perdere con il Milan, questa partita era 1-1, al massimo era 2-2, questa partita era 2-2, quindi Gattuso out, Napoli-Milan? No, assolutamente no, ma Gattuso out si può dire adesso, perché adesso sta scivolando il Napoli in una situazione dove crea di meno e subisce di più. Fino a poco tempo fa non era così, il Napoli subiva pochissimo e subiva XG molto bassi. Adesso le statistiche stanno cambiando, stiamo subendo cose molto più clamorose e meritiamo di perdere. Nel momento in cui meritiamo di perdere si può e si deve parlare anche dell'allenatore e non solo dei giocatori, perché quando parliamo dei giocatori è perché azioni clamorose che non segnano, quando si crea il presupposto per la squadra avversaria di batterti sul campo meritatamente, ecco che. E ritorniamo subito alla situazione, perché questo lo dovevo fare, ragazzi, è stata un'improvvisata. Come si fa? Per ritornare alla situazione così. Magie incredibili, magie di Emi. Ora devo bere, perché devo bere. Magie di Emi. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Ok? Ti sei perso il secondo passo? Magie di Emi, pom pom, magie di Emi, ton 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 ton, magie di Emi. Valerio, intervengo solo ora perché avevo da fare, c'è una sola parola: vergogna, una linea difensiva vergognosa, una squadra vergognosa che non regge la pressione, Lalla Sarra, dobbiamo vedere la realtà, siamo tornati piccoli, siamo passati dalla Champions all'Europa League, lottare per lo scudetto ed un 6º posto, dobbiamo sperare solo in un cambio di proprietà con un progetto solido. Praticamente non troviamo più l'XG, è il punto XG, e questo è. Il Milan mandò via Gattuso perché ha grandi limiti, anche lì era una decisione discutibile, perché comunque arrivò lì per recuperare, ma evidentemente lo conoscono di più di noi. Può essere. Il Milan lo lascia via perché
anche se non fece male, perché? E può essere che hanno visto dei limiti che noi non avevamo ancora visto e li stiamo vedendo adesso. Ragazzi, 25 like, taglio di capelli, maronna mia. Johnny, è quasi magia, Johnny. E tra l'altro, ragazzi, vi porterò un musicista in grado di cambiare un po' le canzoni, così non ci bloccano le live e facciamo tutte le canzoni dei cartoni animati, che è una cosa bellissima. Purtroppo il Napoli sta facendo il principio edonistico, cioè compra i giocatori a 40 e li vende a 100. De Laurentiis gestisce il Napoli come un'azienda. Dimmi tu chi altro gestisce la squadra come voglio la squadra, compro e non vendo. Tutti fanno così, amico mio. Se tu chiedi ai tifosi della Juve, loro dicono Paratici non è buono perché vuole fare solo plusvalenze. No, tutti. Però il Napoli sta comprando a 40, poi li rivenderà, ok, ma li rivende quando ti hanno fruttato, quando sono stati in grado di aumentare il valore. Perché se tu compri Cavani a 17, a 18 e te lo rivendi a 63, vuol dire che nel frattempo Cavani ti ha fatto vincere le partite. A me non è male così, perché non ti puoi permettere di comprare Cavani quando costa 60 o Lukaku quando costa 60, te lo puoi permettere quando intuisci. Ora abbiamo aumentato, abbiamo avuto un'intuizione su Osimhen, addirittura costa 50 e in prospettiva ne potrà costare 100, però deve esplodere qua. De Laurentiis fa la plusvalenza solo se il giocatore rende in campo con noi, altrimenti sono soldi che ha buttato. Quindi quando diciamo la papponaggine sta nello sbagliare gli acquisti, magari spenderne 25 per Popotta. Se ne spendi 25 per Popotta hai perso, ma spenderne 40 per Lozano, che adesso ne vale sicuramente 80, non è male. Vale, adesso mi piacerebbe rivedere il buon Mister Mazzarri. Chissà se Mazzarri è quello che ci serve, ragazzi. Lattuso è un allenatore che gode di giudizi edulcorati da parte della stampa e dei media, ma nella sostanza ha diversi limiti. Può essere, sai, che lui, essendo il campione del mondo, che è più ben visto, no? Come Pirlo, come tutti questi ex giocatori, può essere. Bomba incredibile dall'Inghilterra. Napoli e Roma pensano a Benitez, il Napoli ci pensa non come allenatore ma come dirigente. Gattuso va sulla retta per firmare fino al 2023. Che ne pensi? Non lo so se è saggio farlo firmare adesso. Io credo che bisogna arrivare, vabbè, che poi non cambia niente, perché quelli può anche firmare e se Gattuso decide di andarsene se ne va, se vede che non ci sono progetti, o viceversa, insomma, se il Napoli decide di cacciarlo. Comunque non lo so, è ovvio, le due squadre in difficoltà sono Roma e Napoli. Benitez si dimette e quindi è ovvio che esce la notizia, non so nemmeno se è vero. Non credo. Lazio 2, Sassuolo 1, il che significa che la Lazio ci raggiungerebbe, no? O no? Sì, la Lazio ci raggiungerebbe a 34, mentre il Sassuolo resterebbe a 30. Noi abbiamo una migliore differenza reti e non si calcola lo scontro diretto ancora, lo scontro diretto si calcola a fine anno. Quindi al momento, come girone d'andata, il Napoli chiuderebbe al 6° posto con la Lazio a 34 come noi per la differenza reti, perché si calcola la differenza reti prima degli scontri diretti nel girone d'andata. È chiaro? Benitez DS a Rizzo, pure io, è chiaro, perché la capacità, l'internazionalità, i giocatori che aveva visto, eccetera, eccetera, quindi sì. Contatti Rafa Benitez Napoli, il tecnico spagnolo è la prima scelta per il dopo Gattuso e il più abbordabile. Confermo la notizia, Gattuso sotto osservazione come tecnico e non come DS. Come tecnico e non come DS. Gigli, però tu mate, Gattuso confermato dalla società, allora ti devi mettere d'accordo con te stesso. Me l'hai detto 5 minuti fa, Gattuso confermato, si va avanti. Gattuso sotto osservazione. Decidi quale deve essere lo scoop, perché altrimenti non ci troviamo e non capiamo. Secondo me
poi bisogna vedere se Benitez ci vuole venire a Napoli, perché ricordiamoci che ad un certo punto in area di Real Madrid Benitez ha detto più di tanto non posso fare, i campi, le cose che lui voleva fare, si era reso conto che la società più di tanto non poteva crescere, quindi il Napoli ci può pure pensare a Benitez, ma Benitez ci sta pensando al Napoli, e facciamo sempre il discorso delle minestre riscaldate, che non abbiamo idee nuove. Io non lo so. Allora, vediamo un pochino. Forse il Gattuso allenatore campa di rendita col Gattuso uomo. Può essere. Ricordiamoci di Messi in scadenza, Pasquale, è chiaro. Quello dobbiamo pensare noi. Messi in scadenza è la cosa più fattibile. Ciao Krish. Vabbè. Confermato Gattuso, nel senso che verrà non esonerato nel breve, ma sicuramente sotto osservazione. Ok. Vale, voglio sapere la tua opinione. Se tu fossi allenatore del Napoli, cosa cambieresti sia giocatori che come modulo? Gianna, io non li vedo allenare, quindi non so quali sono i loro limiti, eccetera, eccetera. Però anche con il 4-2-3-1 per me si può fare, con ritorno di Osimhen. Di Lorenzo, purtroppo sarà da continuare con Di Lorenzo, non abbiamo di meglio. Non credo che Malquit sia meglio di Lorenzo, anche se anche oggi scandaloso Di Lorenzo. Ospina in porta per forza, finché non ce ne va Ospina, deve essere per forza Ospina in porta. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui. Se Gulam non è buono, Mario Rui fino alla fine, finché non si fanno male. A centrocampo Demme, Zielinski, non c'è dubbio. Demme, Zielinski, non c'è dubbio. In attacco Lozano, Mertens, Insigne con Osimhen in attacco. Dopodiché, senza turnover, senza niente, se qualcuno non si sente bene si fanno i cambi, ma questa è la formazione migliore in questo momento per quanto mi riguarda. Dopodiché escono fuori una serie di problematiche che devi sostituire Di Lorenzo, devi sostituire ogni tanto, non le possono giocare tutti ogni 3 giorni. Questa è la cosa. Perché la minestra riscaldata non può essere buona? Sì, potrebbe anche essere, non sono sicuro. Quando i rapporti, insomma, sono finiti, se si può reinstaurare, magari può andare bene, però io preferisco guardare avanti rispetto a dietro, perché sappiamo già quello che ci può dare Benitez e anche quello che non ci può dare. -7 al Cristina Lavena remake, mamma mia. Allora, lo so, è impossibile. Iniesta era un giocatore talmente intelligente che probabilmente sarà anche un grande allenatore, però io credo che ci vuole qualcuno con più esperienza. Ogni volta che si perde ne esce una nuova. Una di alcune rovine del Napoli sono sempre queste notizie che girano in giro, come Ames, treno per Hume, si è fermata a Londra. Bravo, DP. Però bisogna dire anche che non succede solo a noi, Se è vero come è vero che a noi siamo i migliori nel creare queste situazioni qua, è vero che a Roma appena è successo fatta la sostituzione, subito Fonseca, stanno pensando a Sarri, stanno pensando ad Allegri, stanno pensando a Spalletti, stanno pensando a Lippi. Succede in tutte le piazze, appena succede qualcosa per fare la notizia si sparano i nomi più disparati ed è complicato uscirsene da questa situazione qua. Fabietto, già -8 per i 500, ti stai per divertire? Allora, perché io prendo i capelli da dietro e i miei mod mi sfottono, che devo fare? Posso mai tagliarmeli qua? È normale che li devo prendere da dietro, i capelli li devo prendere da dietro. Mertens è palesemente fuori forma, comunque probabilmente non ha nemmeno recuperato, no, ma al 100% non ha recuperato. L'ha detto proprio Gattuso che sta giocando sul dolore. Sì, mo si sta parlando di questo ritorno di Benitez, Pablox, è evidente, ogni qualvolta esce il Napoli gioca male, esce una cosa, capita, ci volimmo ripigliare. Aldo, bisogna acquistare giocatori leader, non per forza campioni, non per nulla Demme era il capitano dell'Ipsi. Bellissimo sto messaggio non banale, bravissimo. Capire il carisma. Demme non è un campione, ma sta qua dietro per un motivo, perché ha il carisma, si prende la squadra sulle spalle, si prende delle responsabilità. Quando Demme va a fare il pressing in avanti, sa che poi deve tornare indietro, quindi si sta prendendo anche una responsabilità di lasciare un buco là dietro, però sa che poi può ritornare
si vede che ha il carisma per reggere il centrocampo anche da solo. Giocatori leader in campo, noi quando vanno bene le cose sono quasi tutti leader. Insigne è leader quando vanno bene le cose, Insigne, Mertens è leader quando vanno bene, e quando vanno male che li vedo un poco venire meno tutti quanti mentalmente. Sono fragili mentalmente. Messaggio non banale, Aldo, non banale. Giovanni, Gattuso deve imparare a fare la partita, per ora sa solo leggerla. Il Napoli è una squadra che deve sottovalutarsi e sopravvalutare l'avversario per fare qualcosa. È interessante. La sa leggere, sì, perché lui dice noi sapevamo come dovevamo affrontarli e poi non l'abbiamo fatto, però deve anche essere in grado di comunicare le cose ai giocatori senza lucca. Glieli devi comunicare in un certo modo. Attenzione, 500 Daitan 3. Ma ci ha ricordato per uno per te. Mi pare che me lo ricordo, però non vorrei fare brutte figure. Grazie Rita per il supporto e per la richiesta. Non vorrei fare brutte figure, ma potrei ricordarmelo. Attenzione. Mana, va bene il discorso, vedi? Va bene il discorso allenatore, ma fino a un certo punto. Ad oggi sono proprio alcuni giocatori che non sono da Napoli, hanno dei grossi limiti. Mana, io sono d'accordo con te. E purtroppo li vediamo giorno per giorno, perché se magari Di Lorenzo non si faceva attrarre da dove stava e facevamo un pochino di lettura preventiva, le famose preventive, Gattuso le dice. Allora non è che è un allenatore scarso che dice che non pensa alle preventive, è un suo leitmotiv la preventiva. Di Lorenzo non l'ha fatta la preventiva sul primo gol del Verona, sul pareggio, stava a Bash Mergellin Di Lorenzo. Allora vuol dire che non hanno usato il pericolo e non ha fatto le preventive, cose che Gattuso ha detto. Allora i limiti di Gattuso li stiamo sciorinando perché il Napoli nelle ultime 4-5 partite è un'involuzione totale, come ha detto anche lo stesso allenatore. Però il giocatore sveglia, ragazzi, sveglia, il pericolo non lo state annusando. Per te chi sono i giocatori non da Napoli? Allora Yusai basta. Yusai è stato super valutato da Sarri facendolo giocare a un tocco con il passaggino basso vicino. Sopravvalutato. Yusai senza Jorginho male, Yusai senza Callecon male, non è difficile, quindi Yusai basta. Mario Rui, Croce e Delizia ogni tanto fa delle cose buone, ogni tanto fa delle cose insopportabili, quindi Di Lorenzo per me ha fatto ottime cose anche quando il Napoli era in grossa difficoltà, ma comunque sta dimostrando grandi limiti. Quindi Wagyu servono 50 terzini nuovi, non c'è niente da fare. Le fortune del Milan si chiamano Teo Hernandez e la stagione che sta facendo Calabria. Le fortune dell'Inter sono Hakimi e dall'altra parte chi si alterna, Young, Darmian, Perisic, eccetera eccetera. Le fortune delle squadre là davanti, la Roma Spinazzola, Karsdorp che sta giocando bene, la Juventus con Quadrado. Ragazzi, i terzini sono troppo importanti in questo calcio dove se non fai cross, dove non hai i piedi buoni, non vai da nessuna parte, perché tutti gli allenatori in Serie A sono in grado di chiuderti centralmente, tutti. Chi sono i giocatori da cui ripartiresti? Lozano, Osimhen perché lo dobbiamo ancora vedere, ovviamente, Bobotta perché sennò io perdo un tormentone, a parte gli scherzi, Demme, Lozano, ovviamente Koulibaly io me lo terrei pure, però se arriva l'offerta, ragazzi, vai anche tu Koulibaly, Rachmani, vediamo un pochino, troviamo un altro centrale forte e ricominciare da questi qua. Puoi anche vendere Ospina e ricominciare da Meret, ma gli devi dare fiducia, altrimenti si troverà sempre con la paura addosso. E questi qua Fabiano pure lo cederei, cercherei di meglio. Quindi secondo me è arrivata il momento della rivoluzione e volontariamente non ho citato Insigne perché non so se il Napoli può continuare con Insigne fino alla fine, a meno che, e sentitemi bene, qua la sparo grossa, Insigne deve diventare mezzala. Mettete Insigne mezzala sinistra,
in zona Hamsik, un 4-3-3 eccetera eccetera, oppure lo fai giocare come sta giocando adesso Zielinski. Lo so che lui va in freva, ma è l'unico modo per farlo riprendere, perché più lontano dalla porta non deve pensare al gol e non deve pensare a risolverla lui, perché anche oggi l'avete visto un po' a tutto campo che andava a cercarsi il pallone, voleva risolverla lui, voleva chiudere lui la gara, ha segnato Lozano. Insigne è fragile mentalmente, l'ho detto, è fragile mentalmente, la voleva risolvere lui, la voleva chiudere lui, perché sentiva il peso dell'errore addosso, voleva fare il 100° gol e tutti quanti avremmo detto Insigne 100 gol, lo mostra. Questo è successo io, credetemi. Per me Insigne è più da vendere, mi dispiace, ma a sto punto se serve una rivoluzione serve. Quelli che parlano dei campioni bisogna rassegnarsi, i campioni a Napoli non ci vengono, Icardi insegnanti, siamo la squadra della speranza. Icardi insegna, immagino fosse, nel senso che i campioni non vengono. Siamo la squadra dove il potenziale campione può esplodere. Cavani, Lavezzi, Hamsik, Lozano, lo stesso Osimhen. Non siamo la grande squadra, scordiamocelo, non lo siamo mai stati, ragazzi, non lo siamo mai stati. Una sola volta è venuto il campione e abbiamo vinto quello che abbiamo vinto, una sola volta, ed è stata una cosa impossibile, congiunzioni astrali, lui che si è innamorato di noi eccetera eccetera, una sola volta è successo, dopodiché siamo diventati la squadra che può fare delle belle cose, ultimamente delle bellissime cose, ma quelli siamo. Le milanesi sono tornate, dobbiamo lottare con la Roma e con l'Atalanta. Sono proprio triste, non vedo un modulo adatto. Giovanni, credimi, non è questione di modulo, è questione che questi giocatori sono in grado sia col 4-3-3 se sveltiscono però, anche con il 4-2-3-1 se sono però più verticali e si fiondano sulle seconde palle, perché se fai arrivare il Verona sempre primo sul pallone, hai voglia di fare il 3-5-2, il 4-5-1 tutti i moduli che vuoi tu, se arrivi tardi sul pallone vincono loro, stiamo in Serie A, non la risolvi, sei riuscito pure a segnare, il Napoli segna in continuazione, stiamo cominciando a subire tantissimo e a creare di meno, non lo risolvi, non è il modulo, non credo. Insigne è uno dei più forti giocatori italiani e non può essere lui il problema, è parte del problema, non è lui il problema del Napoli, ma è anche lui, cioè lui non è forte abbastanza da tirarci fuori dai problemi che ci sono, perché lui stesso soffre di emotività e sta soffrendo tantissimo aver fallito il rigore, e adesso bisogna aspettare un gol per farlo riprendere mentalmente. Sono fragili mentalmente, lo dico da tifoso del Catania, è questione di mentalità e i giocatori, campagna acquisti sbagliata, dico, sono fragili mentalmente. Secondo me bisogna giocare di seconde palle in tutti i modi possibili, tanto i velocisti li abbiamo, Insigne, Lozano, Mertens e anche Osimhen. Giocare un po' più alla Klopp. Klopp lo fa anche con il 4-3-3, noi l'abbiamo fatto anche con il 4-2-3-1, verticalità, manda qualche palla più in avanti. Adesso vediamo se con Osimhen viene meglio, perché con Petagna non lo facciamo tanto bene. Petagna si fa il culo così, ma comunque ho visto qualche pallone alto, ma non è la sua specialità, è pesante, si alza poco, diciamoci la verità, come lo stesso Bakayoko, si alzano poco da terra, non prendono le palle, che devo fare? I campioni non vengono, presentati da Ibra con 10 milioni a stagione e vedi se non viene, i campioni non vengono comprati. Ma se De Laurentiis paga 300 euro al mese Gattuso, mi dite come fa a prendere Allegri? Lo volete capire che chi sta da vendere la squadra a qualche sceicco cinese che però non esistono, amico Salverani, perché altrimenti l'avrebbe già venduto? Se De Laurentiis è il mago della plusvalenza, no? E del vendere a poco e rivendere a tanto, ma secondo voi, avendo speso 30 milioni per il Napoli, che il Napoli se l'è comprato a 34 milioni, se adesso il Napoli ne vale 340, non dico assai, ma 340, ma secondo voi non se lo vende? Avendo comprato anche il Bari, quindi la seconda gallinella dalle uova d'oro per i figli, perché poi oramai te ne pure un'età da Laurentiis, ai figli gli dai il Bari e con il Napoli 340 milioni, vai così.
Secondo me, se ci fosse un'offerta, lo farebbe pure, ma non c'è, perché a Napoli fare le cose è complicato, ragazzi, è complicato. Senza Champions il ciclo iniziato con Mazzarri nel 2011, con il ritorno in Champions è finito. Senza la Champions quest'anno ci aspettano anni da incubo come Inter e Milan negli ultimi 8 anni. Speriamo di no, perché l'Inter e il Milan hanno comunque la storia e il blasone per far arrivare certi campioni, e piano piano, quando hanno sistemato i bilanci e i debiti che perché ricordiamoci i debiti, quando hanno sistemato i debiti sono piano piano ritornati. Se ci torniamo noi, ragazzi, noi possiamo anche impostarci in quella classifica di mezzo insieme all'Udinese, al Verona, alla Fiorentina, al Torino. Torino e Fiorentina stanno andando male, ma sono quelle squadre di mezzo che si lotta per l'Europa League, un anno ci riesce, un anno no. Noi ci siamo abituati troppo bene in questi anni. Abbiamo fatto 10 anni alla grande, ma alla grande proprio, dove il secondo posto ci sembrava un fallimento. Non vinciamo mai, io voglio vincere, mi sono scocciato dei secondi posti, diceva il tifoso medio. Guarda che il secondo posto era un grande risultato che dovevamo apprezzare e festeggiare in piazza. Secondo posto, ci lasciamo alle spalle Inter, Milan, Roma, Lazio. Solo la Juve, perché lo strapotere Juve, secondo posto, più ogni tanto qualche Coppa Italia, qualche Supercoppa, belle cose in Champions. Quella era roba da esultare come i dannati, come i pazzi. Incredibile. Se teniamo conto degli XG, il Napoli avrebbe dovuto avere 42 punti con una partita in meno. E qui, mentre diciamo Gattuso out, perché in questo momento Gattuso non merita che io lo difenda, c'è da ricordare, tenendo conto degli XG, che poi è statistica, quindi sono inconfutabili, c'è da ricordare i gol che ci siamo mangiati. I gol fatti che ci siamo mangiati, che i gol fatti sono creati da Gattuso, perché se Gattuso si deve prendere le responsabilità dei gol, delle occasioni non create nell'ultimo periodo e delle occasioni subite, perché è responsabilità sua, non dico solo che è colpa di Di Lorenzo, è responsabilità anche sua, queste sono meriti anche sue. E quindi al fatto di Gattuso ci possiamo aggiungere anche giocatori che non segnano? Sì, credo proprio di sì. La verità è che il Napoli ha usato i debiti delle milanesi per fare bella figura in questi 10 anni. Sì, ma tu 91 punti non li fai se non hai una squadra forte, non hai un'organizzazione forte, Marco. Cioè, tu puoi sfruttare i debiti delle milanesi, cioè nel senso puoi sfruttare la mancanza delle milanesi per arrivare più avanti possibile, ma c'è anche la Roma, c'è anche la Lazio. 91 punti li fai solamente se ti sei comportato bene, sia in fase di mercato sia in fase di campo. Mi sembra proprio così. Gli XG, amico mio, li abbiamo fatti vedere prima, adesso non li posso chiamare perché è un macello. Gli XG sono gli expected goals, cioè praticamente i gol che tu ti puoi aspettare. Più nello specifico sono quelle azioni talmente clamorose che tu devi solamente spingerla in porta. Quando finisce una partita, i siti degli XG ti fanno vedere i pallini, no? Per esempio Demme che tira da vicino alla porta e il portiere para, quello è un XG alto perché ti potevi aspettare il gol. Quando la squadra fa un XG molto alto vuol dire che ha creato tante occasioni da gol facili, potenzialmente facili da segnare. Quindi quando l'XG è alto l'allenatore si è comportato bene, è chiaro? E dopodiché hanno sbagliato davanti alla porta, sono stati bravi gli avversari, eccetera eccetera. Quando l'XG è alto l'allenatore si è comportato bene. Un esempio, il Napoli ha un XG basso con l'Udinese, nonostante vinciamo l'Udinese meritava più di noi, ed ecco che la vittoria con l'Udinese, Valerio Fluido da New York ti dice non mi è piaciuto, Gattuso ha le sue responsabilità, capito? È semplice. Qui si parla di rivoluzione, ma seriamente mandando via gente come Mertens, Insigne e Koulibaly perché fine ciclo il Napoli non ha la forza di acquistare campioni e si andrebbe solo a regredire. Tizia, devi ricominciare da capo, devi fare come ha fatto il Milan, e il Milan ha fatto una mini rivoluzione nel tempo, liberandosi di certi giocatori e rimpinguando con giocatori nuovi, poi ha preso quello che ti ha cambiato la storia, cioè il grande campione,
E allora anche i vari Kier giocano benissimo, i vari Leao sono più impegnati, Bennacer viene dall'Empoli, che facete, vi pigliate i giocatori dall'Empoli, Bennacer il miglior acquisto del Milan, che sì, che ne faceva una buona e una no, adesso che sì è un giocatore importante, hanno puntato su Teo Hernandez, forte, e devi avere delle idee per sostituirli, idee nuove, fresche, e ti devono anche andare bene, devi anche essere fortunato. Falchetto. Ragazzi, a quanti like siamo arrivati? Fatemi sapere. Vi devo regalare queste magliette o no? Magliette, tazze e bicchieri. A scuola di calcio con il prof Valerio Lesson 2. Grazie, ma io non sono prof di niente, io semplicemente studio delle cose e ve le riporto perché dovete capire il calcio in maniera analitica. No, amico mio, io 515 benissimo, allora adesso facciamo anche la giveaway, ragazzi, perché ve la meritate. Tu esonereresti Gattuso? No, io non lo esonererei, gli do tempo fino a fine dell'anno, anche se andiamo fuori dall'Europa League, non mi interessa, fino a fine anno, perché poi a fine anno si decide. Ragazzi, abbiamo 10 punti più dell'anno scorso, ricordiamoci, 10 punti più dell'anno scorso, che poi magari l'involuzione, voi adesso dite siamo in fase talmente discendente che possiamo solo peggiorare e possiamo solamente andare a perdere tutte le partite, retrocediamo. Io non credo che sia così, io credo che Osimhen farà il pazzo in mezzo al campo, credo che comunque tornerà la vena ad Insigne, Lozano continuerà a segnare, un po' di amor proprio uscirà dai vari Demme, dai vari giocatori, il ritorno di Fabian Ruiz magari tornerà alla grande. L'esonero per me è un regredire. L'esonero per me significa bloccare tutto, la potenziale crescita di un progetto che si era fatto quest'estate. Non ragionano così le squadre, non ragionano così le società. C'è il progetto e di fronte al progetto bisogna andare avanti almeno un ciclo, dopodiché se non funziona non funziona. Ancelotti è stato esonerato dopo 1 anno e mezzo, quindi Vale, nessuno parla dell'acquisto inutile di Bakayoko. Amico mio, ma fino a mo' abbiamo detto finalmente il Napoli ha comprato il giocatore, il prestito, ha fatto il prestito, il giocatore fisico che mancava, quello che ti schermava, il regista che ti serve, la fisicità. Non potremmo morire il giocatore inutile. Ci sono giocatori che stanno anche in una fase fisica complicata, che non possono giocarle una dietro all'altra, e quindi gestione dell'allenatore. Ma non potremmo dire che Bakayoko è un acquisto inutile, sta giocando male, ma l'impatto è stato buono. Non possiamo essere così fragili mentalmente noi pure, che appena va una partita male o una serie di partite male mettiamo tutto nel pentolone e nessuno si salva, perché altrimenti questi qua non si ripigliano più. Cerchiamo di essere analitici. Bakayoko ha giocato male, diciamo Bakayoko ha giocato male, diciamo ha giocato una chiave, diciamo quello che vogliamo, ma non chiamiamolo acquisto inutile, altrimenti la società non è nemmeno libera di fare delle cose, di provare delle cose. Il prestito di Bakayoko è una cosa nuova che noi alla società chiedavamo, idee. Non te lo puoi permettere, fai un prestito, il Napoli lo fa e morici inutile, e no, così no. Comunque devo riprendere la questione della cosa, perché per farvi i regali Arostà, eccolo qua. Datemi un secondo, ragazzi, perché ci siamo, allora. Non vorrei farvi vedere pubblicità inutili eccetera eccetera, ma ci siamo. Facciamo il passaggio. Siete pronti? Perché siamo quasi a 2 ore. Lavagnetto. Siamo da questa parte. Quindi, allora ragazzi, vincitori della giveaway. Ho messo il video qua. Ho filtrato i duplicati. Ci sono 111 commentatori. 111 commenti all'interno del video che dovevate commentare per vincere la tazza che sapete già, dallo store, una maglietta, e poi ci mettiamo d'accordo quale. Mi piacerebbe darvi fragili mentalmente perché è bella l'idea del momento, e un trattamento VIP per 1 mese
che vuol dire che sarete come abbonati di secondo livello, cioè entrerete nel gruppo Telegram privato degli amici bellini privati per un mese. Quindi estraiamo il primo vincitore ed vi ricordate le regole, dovevate commentare con il nome che avete nel gruppo Telegram, perché altrimenti se non c'è quello non vi posso contattare. E quindi c'è il telefono che impazzisce, siamo pronti. Allora, facciamo subito questa cosa qua. Abbiamo preso i commenti, il primo sarà il vincitore del trattamento VIP. Quindi, siete pronti? Siete pronti? Perché qua io parto. Speriamo che abbiate fatto tutte le cose giuste, perché se poi non vi trovo con il nome sul canale Telegram non vi posso dare la vittoria e dobbiamo estrarne un altro, quindi speriamo bene. Tutto live. Vado. Stanno scorrendo i messaggi. Luigi Cerreto con commento Luigi 331, facciamo il controllo, ma questo sono sicuro sia il nome che si trova lui nel Caffè Napoli 1926 canale Telegram. Facciamo il controllo subito. Luigi 331, esattamente, eccolo qui. Vi faccio vedere. Che è stata parte, vi faccio vedere. 331 alla grande. Luigi, sarai inserito per un mese nel gruppo privato riservato agli abbonati di secondo livello. Complimenti Luigi, non lo so se sei qua tra di noi così, ma lo saprai dopo, perché chi c'è, chi non c'è non c'è. Il commento, sì, il commento, avete ragione, perché è un macello. Allora sì, l'avete visto, qua tutto a posto, benissimo. Secondo, chiedo a voi adesso nei commenti, togli il commento, devo togliere anche il tuo, giustamente. Chiedo a voi nei commenti, il secondo che cosa volete che sia, la tazza o che sia la maglietta? Fatemi sapere che cosa volete voi. Tazza o maglietta? Me lo fate sapere voi, faccio una media. Qualcuno dice tazza, qualcuno dice maglia, qualcuno dice siamo fragili mentalmente. Abbiamo 2 maglie. Maglietta che trovate sullo store. Tazzetta, maglietta. Tazzetta è bella. Maglietta, vediamo un pochino, qualcun altro, perché c'è equilibrio finora. Maglietta, tazza, la maglia sudata, la maglia in camicia, il veleno, esord, tazza, va bene. Ragazzi, c'è la tazzulella, c'è tanta, come si dice, c'è equilibrio. Scelgo io e vado di tazza. Per il vincitore della tazza prendiamo immediatamente un altro vittorioso vincitore. Si clicca e si va. Attenzione. Mariano De Maio, fragile mentalmente, è proprio lui, che poi tra l'altro è anche uno di quelli che già sta lì, e quindi il Mariano De Maio, che grande supportatore e anche abbonato, vince la tazza. È qui nel gruppo, ovviamente, lo sappiamo che ci sta, perché lo sappiamo. Complimenti amico mio, sei ancora online, sei ancora tra di noi, non lo so, ma complimenti a te la sei meritata, sei sempre presente, sei sempre tra noi, sei sempre puntuale e preciso con i tuoi commenti. E adesso tocca alla maglia, ragazzi, sarà fragile mentalmente, poi ci dobbiamo mettere d'accordo, mi dovrete dire probabilmente la taglia, mi dovrete dire tutta una serie di cose, e ve lo dico prima, se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi, perché se raggiungiamo poi i 7.500 io passo a certe cose qua. La tazzetta, è rimasta la tazzetta qua, è scritta così, maglia Juventus, anche no amico mio, però guarda che l'idea, caputo, sai qual è?
è che io passerò alle cose dello store, quindi dell'altro store, non del mio store personale, quindi può essere che in futuro, raggiungendo i 7.500, faremo delle giveaway dedicate a maglie di calcio. Vedremo. Grande Mariano, eccolo lì, ci mettiamo d'accordo poi dopo con indirizzo e tutto. Ragazzi, siamo pronti, è arrivato il momento della maglietta dell'ultimo vincitore. Speriamo che l'ultimo vincitore sia iscritto al canale Telegram, che abbia messo, perché ho visto che qualcuno non l'aveva scritto e mi dispiacerebbe tantissimo. Bevo, ma prima direi di lanciare uno spot. Spottino! Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Botta per straordinario. Avete visto tutte le magliette che sono sul mio store fluido.net o sull'altro store valeriofluido.hoplix.com, da cui prenderemo le cose che poi saranno estratte, eccetera eccetera. Passiamo di nuovo alla fase lavagnetta da quest'altra parte e senza indugio è arrivato il momento. Pick another winner. It's time for the last but not least winner. It's moving around. Grande Valerio at Angelo Tullio Valentino, quindi Angelo Tullio Valentino credo sia il suo username, andiamo a controllare. Angelo Tullio Valentino, eccolo qua, confermato dalla regia. Angelo Tullio TV con l'username Vangelo Tullio, con tra l'altro una fotografia con un bimbo bellissimo. Sarà aspetta, ritorniamo a una situazione logica perché qua è un macello, altrimenti new streaming. È partito un altro spottino, ma basta, direi anche basta. Ragazzi, benissimo, è andata alla grande, abbiamo i nostri 3 vincitori. Vi ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa cosa e non ci fermiamo qui perché, come vi ho detto, ho deciso a 7.500 ricominciamo e la facciamo di nuovo. Quindi se inizi a parlare inglese, io comincio a parlare russo. Let's do it. I don't care. We can do it. You can start speaking Russian. I can speak in English with you forever, my friend. No problem. There's no problem for me. And maybe it's better for me to talk in English because, speaking Italian sometimes my mind gets confused like Gattuso is. Gattuso, cinga tu madre, eccetera, eccetera. Mamma mia, sai i messicani cosa diranno a Gattuso? Mamma mia, sai cosa gli consegnerà? Con Lozano che continua a segnare e quindi Lozano non è colpa sua, Gattuso che fa perdere il Napoli. È proprio così. Quindi, amici miei, amici bellini, amici straordinari, io vi ringrazio per l'ascolto. È stata una live complicata, perché per me è complicato andare live quando sto male. Voi vi ricordate che io sono tifoso del Napoli, vero? Prima di essere youtuber io sono tifoso del Napoli e sto male. E voi da tifosi del Napoli state male un po' tutta la settimana? Noi ci dobbiamo riprendere subito con lo Spezia, ma se la partita prossima sarebbe... Basta, non ce la faccio più. Vi voglio bene, sto malissimo, forza Napoli sempre, perché questa squadra è fragile mentalmente. È il momento di lasciare gli ultimi like per chi non lo avesse fatto o per chi si è dimenticato, perché lo capisco che qualcuno si dimentica. Vedi, ci arriviamo a 5.500, pure si può fare, qualcuno si dimentica. Marat è cominciato a parlare in russo, quindi siamo completamente alla fine dei giochi, dobbiamo fare attenzione. Vi voglio bene, domani ovviamente l'approfondimento non vi mancherà perché bisogna parlare di Gattuso, assolutamente, dopodiché ci sarà anche il recap di tutto il girone di andata, perché non lo so se sta a Muramuro con Ospitale oppure cose del genere, non lo so, dobbiamo capire e probabilmente non sarà facile. Vi ringrazio fino alla fine.
Da New York, Valerio Fluido è tutto. I'll be right back. But you know where to find me. You know where to find me. Absolutely. Andatevi a sentire la canzone Fragili Mentalmente. Mo.